soffre soltanto d'amore. Chi continua a sbagliare il rigore. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao! A chi sbaglia a fare le strisce. Ciao! A chi invece avvelena le fissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto un sinistro. E c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita è strana, basta una persona, che si monta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, basta avere un'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. Buongiorno, buongiorno, devo proprio mettere su questa mattina questa canzone perché assieme a me c'è un ospite gradito, anzi sono due, abbiamo in presenza Giancarlo Iannicelli, generale, consigliere comunale della Lega a Treviso, abbiamo collegata anche da Roma la dottoressa Silvia Bencivelli, fra poco si collegherà, mi dicono dalla regia ancora, giornalista scientifica, parleremo di tante cose questa mattina ma soprattutto il tempo, allora lo dico in diretta, purtroppo domani mattina la famosa gita in barca della Mirella con 200 tra persone diversamente agili, anziani, studenti, non si potrà fare perché la Nautica Stefanato ha detto che con il tempo turbolento che c'è non si fida di fare questa traversata da Quarto d'Altino a Venezia, perciò lo dico ufficialmente, abbiamo sospeso questa gita in barca purtroppo a malincuore, sono sconsolata per tutti questi ragazzi, queste persone che veramente aspettavano questa gita con maltempo, ma no, già non si comanda. Allora, generale, cosa succederà da domani in poi? Prego. Ma intanto l'estate, come abbiamo avuto modo di vedere, si è prolungata, si sta prolungando, perché ricordo che dal punto di vista meteorologico l'autunno è iniziato con il 1° settembre. Le temperature sono ancora nettamente al di sopra della media, si stanno superando ogni giorno i 30 gradi. Ecco, da domani c'è un cambiamento, sì, un cambiamento non forte, nel senso che
aumenta la nuvolosità già da oggi, aumenterà nel pomeriggio, domani potremo avere qualche piccola precipitazione, ma il segno evidente è che sta cambiando, ci avviamo insomma verso l'autunno anche nei fatti. Questo non vuol dire che il bel tempo finisca, per carità, abbiamo un paio di giorni di tempo un po' variabile, perché ecco, ci sarà anche il sole e poi ci saranno degli annuvolamenti con qualche breve precipitazione. E poi continuerà un tempo stabile, normalmente con temperature più normali. Le temperature di questo periodo dovrebbero essere dai 14-15 gradi le minime, le massime intorno ai 25, 26, 24, 26 gradi. Siamo oltre i 30 e anche le minime siamo 17-18 gradi, quindi si riadatteranno, si riadegueranno al periodo. Quindi nulla di straordinario, anche se ormai il tempo ci riserva sempre delle straordinarietà e delle sorprese, anche spesso purtroppo anche dolorose, anche dannose. Allora, si dice che sia stata l'estate più calda generale, è vero questa anomalia, questo caldo, specialmente qua nella pianura padana soffocante purtroppo, perché è un caldo umido, è vero che è stata l'estate più calda del secolo oppure no? Ma guardi, ormai c'è un'attenzione mediatica al tempo ed è giusto che sia, è bene che sì, quindi ogni giorno poi ci sono tanti siti, ognuno, tanti istituti anche, chi la spara più grossa naturalmente ha più, come dire, più visibilità. Quindi per carità, io dico una cosa che su di noi, quindi sulla zona veneta, il Trevigiano in particolare, il 2003 fu un'estate caldissima. Dico un'altra cosa, che a Treviso, prendendo esempio Treviso, ma rispecchia un po' le altre città, il 1° agosto del 2003 ci furono 40,1 gradi, non l'abbiamo più raggiunti. Sì, le estati sono sempre più calde, questa è la tendenza, stanno diventando sempre più calde. Poi andare a vedere se è il più caldo, io non credo che quest'anno sia stato il più caldo, sinceramente, però è stata un'estate caldissima, insomma, ma ormai ogni anno sembra che sia estate, ogni anno si batte il record. È un'estate, è una tendenza, purtroppo a temperature sempre più alte, non bisogna sottovalutare, perché le temperature alte, il caldo vuol dire energia, vuol dire polvere da sparo sospesa. Ecco, se rimane calma, ferma lì, non succede niente, ma invece tante volte, anzi spesso, questo caldo, questo calore, questa energia contrasta poi con un impulso di aria un po' più fresca e lì il mix fa scoppiare come le polveri e abbiamo i temporali molto forti. Abbiamo fenomeni che continuano, fortunatamente per noi, sfortunatamente per in questo periodo, diciamo, il brutto tempo, proprio quello dannoso, ha interessato addirittura la Libia, l'Egitto, la Tunisia, ecco, diciamo, ricordiamo appunto queste guerre naturali che sono successe. Oltre ad altri problemi ci sono anche queste, ma per carità pure noi non ne siamo esenti, le ultime, insomma, l'Emilia Romagna non mi sembra che sia stata una cosa da poco. E purtroppo dobbiamo prepararci. Un'inversione, adesso tutti, ecco, la cosa più mi lascia dire, Mirella, lasciami dire che la cosa più pericolosa secondo me a questi cambiamenti del clima c'è subito chi ne approfitta, no? Adesso tutti si buttano, adesso allora va bene, tutti l'auto elettrica e tante altre cose, tutto il business delle... Ma poi bisogna vedere le cose a 360 gradi. La realtà è che questo cambiamento climatico che è in atto, poi non si sa, non è accertato quanto ha influenzato l'attività dell'uomo, ha influenzato senz'altro, non è che si può aggiustare, tornare indietro in un brevissimo periodo o con delle prese di posizione dell'Italia piuttosto di un altro paese. Bisogna, secondo me, prepararsi a queste espressioni forti del tempo. Oltre a pensare naturalmente di rivedere il nostro modo di vivere, fare delle correzioni, quelle possibili, e comunque i cambiamenti, cioè gli aggiustamenti saranno molto lenti. Non è che se non usassimo l'auto tutti in Italia per tutto quest'anno, il prossimo anno, cambierebbe nulla, non cambierebbe niente. Quindi la cosa è globale e noi influiamo sui cambiamenti climatici in modo veramente ridicolo, molto basso. Invece una cosa a cui bisognerebbe prestare attenzione, e devo dire che la Regione Veneto in questo, come protezione civile, bisogna prepararci a degli eventi forti, che saranno sempre più forti probabilmente, e quindi con delle strutture che sappiano rispondere a queste emergenze. E poi, ripeto, quindi è che questo bisogna stare attenti, e anche nelle ristrutturazioni,
tante volte si vedono danni, ma si vedono anche tetti che sono leggeri, fatti improvvisati, tante robe. Ecco, non è più permesso. Però se arriva la Grandine così... appunto pensiamo, arriva la Grandine, brava, la Grandine, pensiamole. Quindi proprio per questi eventi che ci avvertono in qualche modo, dovremmo nelle ristrutturazioni, nelle nuove costruzioni, cambiare i parametri nel deflusso delle acque piovane. Se il tubo prima di deflusso era previsto secondo i vecchi calcoli, secondo i vecchi studi, un tubo di diametro di 20 cm, adesso deve essere 80 cm perché il flusso e la quantità di pioggia è cambiata, e quindi una serie di riposizionamenti che a me sembra non vengono osservati. Cioè, si continua con delle progettazioni come se non fosse successo niente. No, è successo perché abbiamo avuto eventi, sappiamo le nostre montagne qualche anno fa che è successo, no? 16 milioni di alberi sradicati, quindi vedete che intensità. La Vaia è stata veramente una roba che, ma non è solo Vaia, perché giustamente ricordavi che la Grandine di quella dimensione, ma chi l'ha vista mai? Ma dimensione Grandine pericolosa anche per le persone, nel senso che se ti arriva in testa ti fa danni molto forti, e questo è dovuto proprio a cosa è dovuto? È dovuto a un'atmosfera sempre più calda e ricca di umidità, perché l'umidità poi, no, sospesa, che salendo verso l'alto aggrega, fa come dire, il chicco di Grandine che salendo cresce sempre di più fino a cadere poi, ma è talmente ricca di umidità l'atmosfera in alcuni casi che il chicco è molto grande. Per il chicco si parla veramente di palle ormai. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, sempre il numero 1. Ciao Rinaldo, veloce, mi raccomando, vai. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Innanzitutto, ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Abbassa la televisione, per favore. Sì, ho abbassato. Dica così a Stefanato che può andare tranquillo, perché qua barca che non ha problemi. Per andare in Venezia, così arriva a Torcello, l'Italia fa Maddalena e arriva a Venezia. Mi andavo a Venezia, sono 50 anni, vento, neve, piova, Cairo, e sono sempre lì da Mestre, per Cairo che è ancora peggio, con l'esperienza che ha dato, ma che dopo sia poi piove, sì, va bene. Ma qua barca che non ha problemi. No, il problema è che abbiamo le persone fragili, non possiamo rischiare minimamente, assolutamente, Rinaldo, non si può rischiare, abbiamo carrozzine, capisci bene che non è una gita così facile. Volevo dirti, Mirella, per il fatto di ieri che è nato a Treviso, quello che gli ha fatto pagare a multa, gli ha fatto pagare i 180 euro, era perso il figlio su un incidente e gli era mandato a casa per mettere la strada 180 euro a pagare. E non ha vergogna, ancora di più, avremmo da vergognarsi. Era perso il figlio e la prima roba che fa gli demanda la fattura da pagare perché dove ti danno il capo. Ma dove siamo arrivati? Ma che umanità l'avremo? Ma che gente siamo per arrivare a questo punto così qua? È vergognoso. Va bene, e hanno centro al comune di Treviso, ma chi è questo che gli dà mandare il conto da pagare a una famiglia, a una mamma che ha perso un figlio di 7-18 anni, di 7. Una roba vergognosa. Siamo arrivati che ormai non ne tocca più niente. E che disgrazia può arrivare questa persona, che è vergognoso, mi vergogno per me, perché mi pare impossibile che siamo arrivati a questo punto. Siamo di far morire tutti i vecchi, tutti, perché vede gente che ha tumori, robe, che mi dà i soldi da pagarsi i 10.000 euro per fare la chemioterapia, io tutti, mi fa cosa perché gli altri vecchi andiamo via tutti, bisogna vergognarsi i nostri politici, perché la sanità mi domanda una visita per cosa sia. Io me la da un anno e mezzo aspettato, ma è vergognoso. Vado a pagamento, ma non è giusto. Ma dai, Mirella, con quello che ti ha fatto che ti devo fare, non siamo buoni a medici non ve ne. Ma perché non ve ne? Perché va tutti nel pubblico, no? Cioè, nel pubblico, non le pensioni, va sul privato, perché c'ha più soldi, no? E un medico allo Stato che costa
non so, 100 milioni Dai l'anno. Rinaldo, se no te fa un libro ogni mattina, te lo mando per piacere, perché se no non riusciamo. Grazie al nostro Rinaldo. Allora, questo fatto che ha indignato tanti telespettatori, tanti di noi, questa parcella che è arrivata a questa famiglia. Non è questione chiaramente delle 150-160 euro, chiaramente è lo squallore della burocrazia, ma non solo in questo caso. Ecco che tutto diventa freddo anche quando dietro a certi fatti ci sono dei fatti umani gravissimi, no? La perdita di un ragazzo è una cosa gravissima per la famiglia, ma io penso che sia dovuto veramente a ignoranza e non certo a malafede, perché tutto è nato dalla ditta che ha fatto, sbagliando oltretutto, che ha fatto il soccorso, perché al limite, dato che si tratta di un problema di ristabilimento della viabilità, la fattura eventuale doveva essere mandata al comune. Sono d'accordo. Quindi il comune, no, ma è proprio questa è legge. Quindi l'ha fatto per ignoranza naturalmente, però bisogna stare attenti, perché quando si ha a che fare, io dico, ma chiunque ha a che fare con un fatto che è così grave, così profondo, la perdita di una vita umana di un ragazzo, la distruzione della vita di due ragazzi, che è anche quello poi che ha provocato l'incidente, io mi muoverei molto, veramente con cautela, no? La burocrazia va bene, non è prendo la fattura come se fosse la fattura di quello che si è fermato con la macchina e l'ha soccorso così perché magari il buon senso l'andava a ballare, è il comportamento del buon padre di famiglia. Io ripeto, penso che ci sia buona fede, però la buona fede tante volte non basta, serve il buon senso, quindi di stare attenti, toccare, andare a informarsi bene, perché, ripeto, anche la legge dice che la fattura deve essere inviata a chi è responsabile della strada. Il responsabile della strada è il comune nella fattispecie di quella strada, e quindi naturalmente in questo caso il comune, mi pare di paese, non c'entra niente, non sapeva nemmeno di questa fattura, però il fatto è grave e tocca. Però ci sta a ricordare quanto la burocrazia poi sia cattiva, non guarda in faccia questo e tanti altri fatti, veramente non guarda in faccia, rendendo ancora più grave, più triste la situazione, insomma, per la famiglia che è stata già così profondamente colpita. È una cosa antipatica, veramente antipatica che non dovrebbe succedere. Allora, generale, lei in politica da tanti anni. Quello che veramente rammarica è che ancora una volta abbiamo sentito anche Rinaldo per una visita, e non solo, i servizi ai cittadini, specialmente alle fragilità, non ci sono. C'è sì la burocrazia, però i soldi per aiutare le fragilità mancano sempre. Poi magari sentiamo 100 milioni per la pista da bob, ma si trovano. Ecco, dove si vuole i soldi? Perché la politica è così lontana da quello che è veramente il sentire delle persone che hanno eletto, anche perché ci credevano, anche se purtroppo ci hanno tolto le preferenze, molte volte i listini bloccati, sindaci che assumono assessori che non erano neppure in lista, che non sono neppure stati votati. C'è questo marasma grande che fa sempre di più allontanare il cittadino dalla politica, perché poi, e lo vediamo a livello comunale, se un sindaco semina bene con la squadra, vengono rieletti, non c'è niente da fare, perché ha visto, è contento, e se sbaglia paga. La dimostrazione anche in Treviso cosa è successo. Quello che non si riesce a capire è perché la politica è così lontana da quello che è veramente il bisogno del paese, quello che veramente vorrebbero gli italiani. Parlo in generale, naturalmente, perché non è che possiamo vivere solo di cemento e col cemento arriviamo dappertutto. No, il cemento serve, l'edilizia serve, ma ci sono i servizi alle persone. Queste persone non possono essere dei numeri in continuazione, sono persone che hanno dato tanto, specialmente gli anziani, lo dico tutte le mattine, che se siamo diventati così belli, grandi, è merito loro, dei loro sacrifici, del loro lavoro, con stipendi e pensioni da fame, operai, pensionati. Ecco, lei che è veramente un politico di lungo corso, come si fa a non sentire i bisogni del paese e andare da tutt'altra strada? No, perché io ho fatto sempre politica amministrativa. Sì, è vero, ma lo ricordavi all'inizio, il sistema di elezione,
l'esempio più bello secondo me è quello dei sindaci e dei consiglieri che vengono votati con le preferenze. Il sindaco si sa, si vota, si può misurare durante il suo mandato e poi votare. No, dal punto di vista non è che ci si dimentica, per carità, dovrebbe essere questo l'obiettivo principale, come dire, migliorare la qualità della vita dei cittadini. Quindi, però c'è da dire una cosa, che tante volte poi è molto difficile. Vedete le risorse quali sono, quello che abbiamo passato in questo periodo, perché abbiamo vissuto 2 anni e mezzo veramente di un problema straordinario che è stato quello del Covid. Comunque Generale, la fermo perché è arrivata la dottoressa Benzivelli, che poi ci deve anche lasciare perché ha poco tempo, giornalista scientifica. Buongiorno, buongiorno dottoressa, ecco lei come... Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Allora io manderei subito, dottoressa, per far capire di cosa si occupa e di quello che parleremo, la scienza e le leggi di natura che lei ci ha mandato. Allora vediamo e poi la presentiamo e si presenterà naturalmente e capiremo che abbiamo ospite questa mattina. La scienza e le leggi di natura. Andiamo a vedere. La scienza e le leggi di natura. La scienza parla di leggi di natura, ma le leggi di natura non esistono nella natura, sono il nostro modo di leggere le cose che ci succedono d'intorno. E di conseguenza sono anche valide finché noi della natura abbiamo una certa visione, poi vengono superate. Infatti gli scienziati ci tengono a dire che sono provvisorie, no? Quindi provvisorie e magari circoscritte, cioè se adesso io faccio cadere il puntatore casca a terra e va benissimo Newton per descrivere questo singolare fenomeno. Ma se invece voglio andare su Marte ho bisogno di conoscere la fisica del Novecento. Allo stesso modo la scienza vi dirà, gli scienziati vi diranno, quelli più onesti, che la scienza utilizza parole e numeri e formule che sono convenzioni, esattamente come nel nostro linguaggio. Quindi già la parola verità nella scienza è già un oggetto abbastanza delicato. Poi ci sono tante situazioni in cui a noi conviene un po' queste verità adattarle alla nostra vita. Io ve ne farò vedere 4. Sono situazioni in cui l'adattamento è chiaro, è riconoscibile e anche, diciamo, onesto, e altre sono situazioni in cui se ne potrebbe a lungo discutere. Io ne faccio vedere 4, ce ne potrebbero essere migliaia. Una è la questione della terra, no? Chi dice oggi che la terra è piatta lo mettiamo nel lato bufale. Però se io da qui devo andare a Piazza del Campo, voi mi fate una mappetta su un foglio di carta e considerate la terra piatta, modellizzate la terra come se fosse piatta e va benissimo a me, che devo andare soltanto fino a Piazza del Campo e non su Marte, e va benissimo a voi. Quindi questa verità la stiamo adattando alla comodità della nostra vita. Poi ci sono circostanze un pochino più complicate, in cui ad adattare la verità è quello che noi vogliamo che la verità ci dica. Quindi, per esempio, questo signore qua lo conoscete tutti quanti, è Darwin. Lui ha descritto delle leggi di natura che valevano in biologia. Questo signore qua è Herbert Spencer, che ha preso, praticamente sono coevi, le leggi di natura descritte da Darwin e le ha adattate alla descrizione della società. Quindi ha cominciato a dire, refrain che si sente dire abbastanza spesso tutt'oggi, che nel mondo sopravvive chi si adatta meglio ai cambiamenti. In questo descrivendo una società abbastanza spietata che lascia indietro chi non ce la fa. È il darwinismo sociale che è, diciamo, uno stiracchiamento che Darwin non avrebbe mai concesso, perché vi rendete conto che è molto classista anche, no? E oggi però da lì ne sono discese, diciamo, teorie sociali abbastanza controverse, ma tuttora molto presenti nelle nostre vite. Terzo sistema per cui la verità scientifica noi ogni tanto la dobbiamo rivedere è quando riguarda molto da vicino le nostre vite e soprattutto la nostra salute. Allora lì, e per quanto la verità scientifica, la scienza ci dica delle cose, noi queste cose le dobbiamo adattare ad altri sistemi di valori, le dobbiamo discutere, dobbiamo farci delle leggi, non possiamo pensare che siccome in biologia le cose stanno così, allora la legge italiana debba assolutamente comportarsi di conseguenza, perché tra di noi esistono sistemi valoriali rispettabilissimi come quelli della religione, qualcuno non ce l'ha, qualcuno ce l'ha, bisogna mettersi d'accordo. E questa cosa riguarda più che la scienza in sé, riguarda il tipo di società che noi vogliamo costruire con l'aiuto, tra le altre cose, della scienza.
Quarto caso riguarda la scienza di per sé. La scienza di per sé, gli scienziati tendono a descriverla come un mondo assai puro, dove si perseguono degli scopi sociali che sono benefici per tutta l'umanità, e gli scienziati lavorano insieme per arrivare a degli obiettivi comuni. Beh, in realtà non è così. La scienza ha bisogno di soldi, la scienza si fa per cooperazioni, la scienza ha bisogno di politica, di nuovo, bisogna decidere insieme che tipo di società, che tipo di futuro vogliamo avere davanti. Insomma, bisogna decidere se i soldi dei contribuenti europei li mettiamo sull'infrarosso o sul carbonio, per dirne una, sulla robotica o sulle neuroscienze. Sono tanti soldi, dobbiamo costruire insieme questo tipo di dibattito, e sono scelte di fatto politiche, non c'è un'oggettività dietro queste scelte. Dottoressa Bencivelli, grazie per questi esempi molto reali, anche perché noi abbiamo bisogno di capire qual è la verità, perché sai, in questo paese ognuno o molti fanno le proprie regole, ognuno vuole sentire la propria verità, e la propria verità è quella giusta. Ma non è sempre così, perché la scienza è scienza e la verità è in base anche a quello che dice la scienza. Tu devi credere, però c'è una confusione, ma una confusione, dottoressa Bencivelli, che io la ringrazio di essere qui e di portare questi esempi. Prego. Ma io non posso parlare di verità, perché venendo dall'ambito scientifico sono abituata a pensare che la verità non esista, o perlomeno non sia quella cosa di granito a cui si pensa magari nella nostra vita comune o riguardo ad altri sistemi di pensiero come appunto la religione. Quindi forse non sono la persona più titolata a parlare di verità. Quello che posso dire è che su certi temi che riguardano la natura, che riguardano per esempio la salute, la malattia eccetera, quello che dice la scienza in genere funziona meglio, risolve di più i problemi di quello che dicono altri sistemi di pensiero, soprattutto quelli legati a un mercato abbastanza fiorente, che è quello dell'alternativo, che in genere costa un sacco e non funziona. E su questi temi ci conviene, ascoltare chi ha studiato la scienza dopo secoli di ricerche da parte di scienziati di tutto il mondo. È vero, però è anche vero che il Covid ha fatto capire che forse la scienza, forse perché non è stata data un'informazione corretta da persone competenti che potevano far capire veramente l'importanza di questa scienza, che poi sono arrivati con i vaccini, però molti non ci credono alla scienza. Ecco, forse perché vi vediamo poco, vi ascoltiamo poco. Io dico sempre che dovrebbero esserci molte trasmissioni dove voi parlate e ci informate, perché state studiando quella cosa, ce la dite come la studiate, la scienza è questa. Ecco, perché ci sono ancora molti scettici, anche se la scienza dice chiaramente le scoperte e quello che fa, a volte non ci credono, dottoressa? Perché questa poca informazione? Tutti parlano, ma alla fine non si sa bene se sanno o non sanno. Vabbè, qualcuno sa e qualcuno non sa. Il punto è che nella scienza chi sa può cambiare idea, e non è che cambia idea perché domani si è svegliato storto, ma cambia idea perché le conoscenze si accumulano, e accumulando conoscenze giorno dopo giorno un po' le cose cambiano, no? Se io per fare un esperimento ho bisogno di 10 giorni, oggi il risultato di quell'esperimento non ce l'ho. Se nel frattempo altri 1000 scienziati in tutto il mondo stanno facendo esperimenti simili sullo stesso tema, io posso non saperlo, e tra 20 giorni possiamo avere dei risultati diversi, dei risultati nuovi, dei risultati più solidi. La scienza va avanti così, non è che si contraddice, è che accumula cose ed è un sistema piuttosto complesso. Se qualcuno non si fida è perché non conosce la complessità della scienza, non gli è stata spiegata bene, ha delle resistenze, delle paure che sono anche più che legittime. Dopodiché però io credo che anche gli scettici nel nostro mondo, volenti o meno, siano stati comunque guidati dalla scienza. Chi non si è vaccinato contro il Covid veramente sono abbastanza poco numerosi e sono stati protetti dai vaccinati, quindi se loro poi non si sono ammalati ce ne siamo fatti carico noi, voglio dire, cioè dei non vaccinati. Noi vaccinati abbiamo permesso alla malattia di diffondersi meno, abbiamo evitato che anche gli scettici, anche i paurosi, quelli timorosi di cose che non esistono eccetera, non si mettessero tanto nei guai. E questa è una responsabilità collettiva che dobbiamo avere. Insomma, ci sono delle persone che hanno più paure, chi ne ha meno, chi ha più
consapevolezza, chi sa muoversi meglio riesce comunque, anche se non se ne sta rendendo conto, a creare una società, cioè, più pulita, più igienica, meno malata, ecco, e in questo si tira dietro quei pochi altri che stanno lì arroccati con la loro bandierina a dire non ci credo. Vabbè, libero di non crederci, ci penso io anche a te. Allora vediamo anche questo servizio, questo video che lei ci ha mandato, poi la salutiamo perché so che il tempo è tiranno con lei, ma è molto importante commentarli con lei. 4 modi sbagliati di raccontare la scienza. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Io di mestiere racconto la scienza e allora adesso faccio un passo avanti, faccio vedere 4 modi con i quali noi che raccontiamo la scienza possiamo, diciamo, distorcere ancora di più questa verità. Uno, non dipende soltanto da noi. Questo ce l'ho messo perché si parla sempre male dei giornalisti, vi vorrei far vedere che ogni tanto se sbagliamo è perché la verità ci ha un po' fregati. Questo era il 2014, si parla di inflazione cosmica, questi sono i siti istituzionali delle agenzie che si occupano di questo tipo di ricerca, insomma, onde gravitazionali. 2014, onde gravitazionali, ne scriviamo tutti quanti, eppure un anno dopo, officially dead. Beh, insomma, si erano sbagliati loro, non ci eravamo sbagliati noi, era della polvere che, insomma, ha un po' confuso gli strumenti. Succede, la scienza va avanti così, è accettabile, anzi è quasi bello nel sistema scienza ogni tanto fare gli errori, correggerli con il conforto dell'intera comunità, andare avanti. Febbraio 2016 le onde gravitazionali sono state viste davvero. Secondo sistema, può succedere quello che succede in biologia. La fisica è molto più semplice, in fisica sono tutti quanti sempre d'accordo. In biologia, nella ricerca biomedica, ci possono essere cose di questo tipo, come quelle che riguardano l'editing genetico. Notizie che solo 20 giorni dopo vengono un po', nel nostro gergo si dice, ridimensionate. Beh, non è che abbiamo proprio corretto gli errori genetici degli embrioni umani. L'abbiamo detta così, un mese dopo, tutti insieme la ridimensioniamo. Terzo caso. Il terzo caso è quando ci arriva una verità, abbiamo capito, gli scienziati hanno capito che la carne rossa può essere cancerogena, ma è troppo complicato stare a spiegare come, quando e perché. Noi abbiamo 2 righe e mezzo per fare un titolo ed ecco questo titolo qui. Non è falso. È vero che la carne rossa è cancerogena, però non è vero che lo è quanto il fumo e l'amianto, ed è una cosa abbastanza sottile che purtroppo è passata così. Qui non è colpa di nessuno, però la verità è arrivata in una maniera un po' diversa da quella che avrebbe dovuto essere il suo percorso. Quarto sistema è chiaramente la truffa. Anche questo lo dovremmo mettere nell'ambito delle bufale, c'è chi un po' le distingue. Vi faccio vedere questo caso soltanto perché qui hanno truffato sia gli scienziati sia i giornalisti, quindi qui non c'è nessun colpevole. Questo è un giornale francese che pubblica la notizia che finalmente si sono trovate le prove della cancerogenicità degli OGM. Tanti decenni che si cercava di dire che gli OGM causavano il cancro, non ci si era riusciti ed ecco qui. Bene, qui sia il giornalista sia lo scienziato avevano fatto, diciamo, degli errori consapevoli, chiamiamoli così, molto gravi. Gli scienziati avevano truccato la ricerca e i giornalisti non l'avevano verificata. Sarebbero, diciamo, 2 errori molto grossi, se vogliamo chiamarli errori. In realtà è qualcosa di peggio. Generale Iannicelli, come commenta questa è la preparazione? Complimenti veramente, dottoressa Bencivelli, e grazie di essere qui perché è di una chiarezza. Anche quelli che non riuscivano a capire con lei si riesce a capire qualcosa e la ringrazio. Prego, generale. La dottoressa ha perfettamente ragione, ma non so io che devo dirlo, insomma la scienza si evolve sempre, si aggiorna, però negli ultimi anni abbiamo a che fare con il mondo dei social, quindi una diffusione delle notizie molto più capillare, e questo ha portato a dei dubbi che giustamente possono essere legittimi, ma tante volte, anzi molte volte non hanno fondamento. Quindi voglio dire, faceva particolare riferimento a quello che abbiamo passato del Covid, e devo dire che la scienza in questo, più che la scienza, chi ha presentato questo problema ha portato un po' di confusioni, perché noi stessi nei dibattiti sentivamo gli stessi scienziati, uno diceva una cosa, uno un'altra. Io ricordo insomma che le vaccinazioni, noi di una certa età, le vaccinazioni ci hanno consentito di vivere, perché da ragazzi ti ricordi insomma avevamo la vaccinazione fissa, no? Contro la polio, il vaiolo e quant'altro, quindi era dato per
assodato, insomma, che era una cosa che ci avrebbe salvato e ci ha salvato la vita. Nel nuovo problema invece c'è stato un dibattito talmente forte, una presenza talmente forte in televisione, in cui si sono create confusioni, hanno spinto anche alla confusione e hanno portato poi a prese di posizioni che non stanno in cielo né in terra. Allora vediamo anche la copertina del libro Eroica folle visionaria della dottoressa Bencivelli, che adesso commenterà e ci saluterà perché so che il tempo è tiranno per lei. Prego dottoressa. Vede come corro per farla contenta, la faccio rispetto ai tempi che mi ha dato. Una bambina di 4 anni che è un'ora che cerca di portarmi al parchetto e la scuola non è ancora cominciata e quindi noi genitori siamo così. Sì, quello è il mio ultimo libro, è un libro che racconta storie di autoesperimenti in medicina, cioè di tutte le volte in cui un medico, un ricercatore, uno scienziato ha deciso di essere cavia della propria idea. Sono storie molto divertenti, molto istruttive, sono tante storie perché nella storia della scienza fino a una quarantina di anni fa esperimenti sul proprio corpo ne sono stati fatti tanti e sono storie molto poco raccontate, molto trascurate, per le quali ho spulciato la letteratura scientifica, ho cercato di capire le sue evoluzioni e ho cercato anche di raccontare in quanti di questi casi, questi autoesperimenti ci hanno salvato la vita. È un modo per raccontare che la medicina cambia, una pratica in disuso, e raccontare una pratica in disuso significa anche raccontare che le pratiche cadono in disuso, ecco. Allora la ringraziamo, dottoressa Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, grazie di averci aperto un po' la visione diversa di quella che è la realtà, scienza e realtà, e forse dobbiamo veramente capire di più. Salutiamo questa bellissima creatura che abbiamo visto, ecco, salutiamo la mamma anche adesso perché è giusto. Grazie mille. Grazie di essere stata con noi, grazie dottoressa Bencivelli. Allora, giovane, mamma, donna, scienziata, giornalista, ecco quante cose si riesce a fare, le donne al numero 1 e sono il top dei top, io lo dico sempre, prego. Mirella, io dico veramente, le donne, parlavamo l'altro giorno proprio in una serata, secondo me, ma lo dico veramente, che il futuro, le donne hanno talmente tanto da dimostrare, tanto da riguadagnare di quello che hanno perso, che secondo me il futuro è donna, lo vedo in ogni settore. Guarda, io sai che ero un militare. Generale, la devo fermare perché sennò non riesco a mandare la pubblicità. Scherziamo. Abbiamo Valerio da Cessalto. Scusa Valerio se ti ho fatto aspettare, ma come vedi la puntata bisogna gestirla con tante facciate. Vai Valerio. No, Mirella, buongiorno. No, io guardo la televisione calmo e tranquillo. Mi volevo fare 2 domande generali. Prego. Pronto? Sì, pronto? Sì, prego Gianfranco. Sì, volevo fare 2 domande generali, uno come esperto e uno come politico. Ecco, signor generale, qui noi siamo un comune della Bassa Trevigiana e praticamente fino a 50 anni fa, i 3/4 del paese era fornito, noi ci fornivamo l'acqua dai pozzi normali, ogni comune, ogni abitazione aveva il suo pozzo e tutto, poi hanno portato l'acquedotto, adesso non è colpa del tempo, è colpa dell'uomo, perché abbiamo fatto qui, abbiamo tappato tutti i fossi, abbiamo bonificato dappertutto. Lei in generale se viene qui deve andare sotto 20, 30 metri, 50 metri per trovare un po' di acqua. Invece che prima l'acqua era 1 metro, 1,5 metri, 2 metri. E pertanto vuol dire una moria di piante in continuazione, perché sennò dovremmo portare le piante del deserto qui da noi fra un po' di anni se vuole che vivano. E qui è stato colpa solo dell'uomo, secondo me. Ecco, le dico un'altra cosa generale, ecco una domanda come politico. Ecco, signor generale, lei fa parte di Forza Italia, è tanto che lo seguo, è stato consigliere comunale. No, Lega. È passato, vi scambiate delle poltrone perché ho visto che dall'altra parte, io credevo che fosse di Forza Italia, lei non era di Forza Italia una volta. Sì? Sì, dopo ti risponde, vai. Vabbè, ma importa, sono 2 partiti autorevoli. Ecco, a me mi interessano le riforme che gli chiedo. Quando faranno la riforma degli enti locali generale?
E poi, signor Generale, Riforma degli enti locali. Quando lei andrà nei mercati a chiedere il voto, ma non come consigliere comunale, come praticamente lei deve essere candidato onorevole, lei che se è candidato onorevole è la segreteria che lo mette, non lei, ha capito? Lei è solo un prestanome e praticamente noi vogliamo le preferenze, vogliamo la copia e incolla del sindaco, vogliamo una legge che duri. E poi non vogliamo i salti in banco. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri, scusami ma avevo capito Valerio, non che eri tu Gianfranco Valeri, comunque benissimo, domande importanti così il generale spiega. Prego generale, signor generale, quanto educati sono e bravi, siamo così noi. No, ha ragione, purtroppo nello sviluppo scellerato, forte, che ha portato anche benessere, si è trascurato molto l'ambiente, chiaramente, e quindi adesso ne paghiamo le conseguenze. Quindi anche, soprattutto l'acqua, vedete quello che sta succedendo, no? Si passano periodi in cui c'è siccità, a periodi in cui l'acqua è pure troppa. Comunque c'è c'è veramente un'irregolarità anche nelle piogge che porta di conseguenza a un problema anche nei rifornimenti. È vero, si sono coperti i fossi e questo causa anche gli allagamenti, il deflusso delle acque, perché magari sono stati fatti queste opere legate a delle misurazioni, a delle statistiche che ormai non sono più valide. La scienziata, la dottoressa diceva, poi la meteorologia ovviamente è una scienza in evoluzione, è una scienza non esatta e quindi nessuna scienza come quella meteorologica è in continua evoluzione, perché non si riesce a imbrigliare in formule, in regole. Quindi probabilmente certe opere sono state fatte legate a certe statistiche, a certe misurazioni che adesso non sono più valide. Le falde è vero si sono abbassate, normalmente si sono abbassate, quindi l'acqua prima si trovava a livelli superiori, adesso bisogna andare più giù. Bisogna rivedere tutto, bisogna rivedere. Quando dicevo prima che i cambiamenti climatici ormai è una cosa assodata, sta cambiando, perché stanno cambiando, dureranno quando? Non si sa quanto dureranno, 100 anni, 10 anni, 20 anni, però ci saranno, ci sono già in atto e quindi bisogna attrezzarci a vivere, lo diceva anche la dottoressa, insomma, poi le persone si adattano a quelle che sono le realtà. E poi ha detto una cosa anche importante, che la politica è che sceglie dove mettere le proprie risorse, insomma, perché le risorse sono quelle che so, e quindi decide la politica in effetti quale cosa si deve sviluppare, qualcosa no, e noi andiamo appresso. Quindi ha ragione, bisogna rivedere, ci sono problemi nell'acqua. Altra cosa, Mirella? No, fermo perché c'è una diversamente giovane, se no mi cade la linea. Abbiamo Antonino in linea. Ciao Antonino, da dove chiami? Io chiamo da Marghera. Sì. Dimmi Antonino. E praticamente io sono sotto... ho una tutrice, la signora... Va bene, vai avanti Antonino, vai. Ecco, da mercoledì scorso il mio gabinetto cominciava a venire su un po' di tutto. Siamo arrivati a oggi, mercoledì, e ancora una cosa incredibile, la casa allagata, il cesso pieno di, puoi immaginarsi, tutto pieno di acqua. Il tutore deve ancora mandarmi, mi ha mandato un idraulico ieri, ha detto ma siete matti, io non posso fare questo lavoro, dovete prendere, chiamare una di quelle... Sì, dai, ho capito. Ma perché mi hai chiamato Antonino? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi chiedere questa mattina? Voglio chiedere
come si può non trovare, perché da ieri che è venuto il tutore a vedere, ha visto che c'è bisogno che venga la macchina grossa, quella che tira su tutto, e lo trova il numero di una ditta. Quanti anni hai, Antonino? Io ne ho 77. Ne ho 77, sono invalido, vivo da solo e sono pieno di, guardi, acqua in tutte le stanze. Antonino, Perché guarda, qua, tutti metti pure giù il appartamenti telefono, che sopra. come ho finito la trasmissione chiamo di dovere, primo perché sei diversamente agile come chiamo io e hai assolutamente bisogno di essere supportato, anche se hai questi tutor che non si riesce a capire quando servono, dove sono e cosa fanno molte volte, non sempre ma molte volte, ma soprattutto perché hai bisogno di aiuto, tutto qua. Bisogna aiutare, bisogna supportarti e vedere cosa è successo nella tua casa, e chi di dovere, ecco, deve prendere le misure per aiutarti. Antonino, lascia bene il tuo numero di telefono, bene, che poi quando ho terminato la trasmissione ti richiamo, sai. Allora, generale, il mio problema è questo, e lo voglio dire anche ai tanti telespettatori e telespettatrici che ho la fortuna di avere tutte le mattine. Io non ho la bacchetta magica e delle volte ci sono dei casi personali che io non posso intervenire. C'è la privacy, ci sono tante cose che voi non sapete, ma che non mi permettono di fare quel passo che voi vorreste che io facessi. Non posso prendermi cura di voi se ci sono delle situazioni veramente anche a livello penale che non posso entrare, perché non posso. Non è che non voglio, non si può perché sono situazioni molto complicate e veramente non è possibile. Perciò non è che io non voglia, quando sento che la cosa è veramente complicata, non riesco a fare quello che volete voi, perciò ve lo dico, non è cattiveria, voi continuate a chiamarmi, ma io non posso fare, non ho la bacchetta magica, ma soprattutto non sono né una vostra familiare, perciò non posso accedere a certi dati, non posso intervenire perché la situazione è molto complicata e non me la raccontano perché non è giusto che la raccontino a me, perciò capite che non è cattiveria. Però quello che voglio chiedere, generale, ecco, come Antonino, che io l'ho interrotta sì, perché però, so che questi anziani però si questo cadono, sta a significare qual è il problema. Sì, questo però a prescindere, giustamente come ricordai, che non si può intervenire, non si può, ci sono poi delle regole che naturalmente devono essere rispettate, però sta a significare quante persone e quanti problemi hanno. Noi siamo ormai una comunità, siamo dei cittadini italiani che stanno sempre invecchiando sempre più, grazie a Dio, voglio dire, l'aspettativa della vita si allunga, però si allungano anche i problemi, quindi anche in questo ci deve essere un adeguamento, perché Antonino adesso, perché non si capiva nemmeno bene, però insomma, sembra che sia la casa allagata da 20 centimetri d'acqua dappertutto, quindi per carità forse non è così, però bisogna verificare, ecco, però ci sono istituti, io adesso non so come funzionino, però è un problema, ci sono anche i pompieri, voglio dire, no? Che possono intervenire, adesso non so il problema qual è, però a prescindere da tutto vedete qual è il problema degli anziani, perché è vero che si è allungata, io dico sempre, si è allungata la prospettiva di vita, l'aspettativa di vita, si è allungata la vecchiaia. Questa è la realtà, grazie a un sistema di vita, insomma, alle medicine, a quant'altro, la vita si è allungata, ma si è allungata la vecchiaia, e la vecchiaia porta in sé, permettimi un termine anche brutto, ma questo è, io pure sono un vecchio, no? E la vecchiaia si è allungata con tutti i problemi che ne conseguono, perché ci sono problemi nella vecchiaia, oltretutto anche diversamente agili, della di solitudine, a qualche handicap, qualcosa, e quindi la società indubbiamente si deve attrezzare perché ci sarà sempre una società, una società sempre più fragile, che va, perché non si può abbandonare, non si possono abbandonare, non è, quindi Sebastiano da Abano, vai Sebastiano, tante telefonate, generale sa come funziona la puntata, vai Sebastiano. Buongiorno signor Mirella, buongiorno. Signor Generale, buongiorno. Signore. Niente, io appunto sono un po' deluso del paese vicino Treviso che si chiama Paese,
dove hanno fatto vedere purtroppo a una signora gli è arrivata la multa di 183 euro per il fatto che suo figlio aveva avuto un incidente e purtroppo è venuto a mancare Ne nell'incidente. abbiamo parlato prima, Sebastiano, con un'altra telefonata di Rinaldo. Sì, no, perché io ho acceso onestamente. L'abbiamo parlato prima. Sì, no, la cosa che mi dico io, no, la multa da pagare non la dovevano mandare a quella signora, ma la dovevano mandare a poliziotto, perché è stato il poliziotto a fare l'incidente, non è stato quel ragazzo lì. Quindi anche chi mette la multa, cioè se io ero uno che metteva la multa, io veramente mi avrei accontentato pagarla io, ma non farla pagare a quella signora poverina, ma non per i soldi, ma gli rinnove di nuovo il figlio, le condizioni, già ha avuto la perdita del figlio, gli manda anche la multa, cioè queste sono vergognose, cioè veramente io spero che il comandante della polizia locale l'annulli questa multa, ma è una questione di principio. La ringrazio e mi scusi signora Minella e buongiorno. No, ci mancherebbe, grazie a te Sebastiano, solo che avevamo parlato proprio prima con Rinaldo che aveva non è una multa, chiamato indignato e generale, prego generale. Noi avevamo già detto, è stata molto confusione, questa è la freddezza della burocrazia, un po' di buon senso che è mancato, sicuramente anche grave, perché una cosa è il soccorso va fatto, va a carico poi di chi ha provocato l'incidente, poi sono le assicurazioni, poi alla fine sono le assicurazioni che pagano, grazie a Dio, voglio dire, le paghiamo, spendiamo un sacco di soldi. Per il ripristino della viabilità invece il responsabile è chi ha sotto tutela la strada, in questo caso il paese, il comune, ma il comune non c'entra niente, è stato proprio il soccorso, diciamo così, che ha mandato con faciloneria questa, non so poi nemmeno, non so nemmeno dove ha un buon senso, perché ha dovuto trovare l'indirizzo, ha dovuto avere l'indirizzo di questa povera famiglia che veramente è stata colpita così gravemente, mandare la fattura che la mamma ha detto veramente con una sigla, dice io già l'ho pagata, ma non è una multa, è dei lavori per pulire la strada, ecco, che pure è grave perché capiamo, insomma, oltre a pulire la strada dagli oli, da eventuali oli e rottami, c'erano anche purtroppo del sangue, no? Naturalmente, certo. Quindi pensiamo come tocca il sentimento questa cosa, quindi è una cosa che di mancanza di sensibilità dovuta, secondo me, voglio dare anche, e sono sicuro di questo, la buona fede anche del soccorritore, però, del centro soccorso. Quello che emerge anche dalle telefonate, che sono telefonate di buon senso da parte dei cittadini, che siamo diventati dei numeri, cioè non c'è più la persona, c'è il numero. Certo. Il numero tale, ho fatto questo intervento a quel numero, ma quel numero ha una persona, bisogna vedere il vissuto, cosa è successo, non possiamo essere trattati come i numeri, non esiste e soprattutto le persone hanno capito che sono diventati dei numeri e non va bene questo e chiamano, telefonano, ma come? Ma perché qualcuno si deve svegliare, ma se uno fa uno sbaglio del genere deve pagare lo sbaglio, non si può ragionare in questa mattina, prima devi verificare e poi devi intervenire, ma prima verifichi, cioè non è possibile che aprono le scuole e i burocrati hanno sbagliato e hanno cancellato tutti i nomi degli insegnanti, professori di ruolo, aprono le scuole e manca ancora ogni anno sempre che il burocrate è il burocrate che va a casa con una montagna di soldi, ma come lavorano queste persone? Ma lavorano col buon senso, lavorano concentrati o lavorano, non tutti perché non dobbiamo sempre fare un minestrone, ma ormai ogni giorno ce n'è una, aprono le scuole e hanno cancellato in sbaglio i professori di ruolo, non ci sono ma è una cosa veramente incredibile. No, ma allora, anche, è vero anche questo, che poi gli errori li facciamo noi, perché in questo caso è stato anche chi fa il soccorso poteva vedere meglio, non è che tante volte c'è bisogno della politica, cioè se ognuno facesse bene il proprio lavoro, come diceva un vecchio filosofo, un politico italiano, se tutti nella propria posizione facessero il proprio dovere, l'Italia sarebbe la prima nazione al mondo, cioè voglio dire, se in un paese ognuno svolge il proprio lavoro bene, ma che lavora a qualsiasi livello, che va dallo scienziato, dal professore, non so, a chi fa
fa le pulizie al bidello. Se ognuno affrontasse il proprio lavoro con buon senso, le cose si risolverebbero in gran parte. Grazie tantissimo a Giancarlo Iannicelli, un generale che veramente, e soprattutto l'osservatorio, che ve lo spieghiamo che l'osservatorio di Istrana riguarda tutta l'Italia, perché è da là che partono le previsioni. Anche in ogni perché aeroporto, qualcuno non lo sa. no, ma in tanti aeroporti, no, beh, è capillare, ecco, qualcuno pensa, se lo ricordate, la metodologia è molto complessa e diventa sempre più complessa con i cambiamenti climatici, quindi è molto capillare, ci si dovrebbe spendere una trasmissione a vedere come funziona, però ricordate che fare le previsioni poi mette in moto una macchina che è globale, quindi interessa tutto il mondo, perché la meteorologia è un sistema perturbato, non è che conosce la frontiera, si ferma alla frontiera e fa vedere il passaporto, insomma è un sistema perturbato, magari parte dagli Stati Uniti, se non da più lontano, e poi arriva da noi attraversando l'Atlantico, l'Europa, quindi va osservato, va studiato, quindi pensate quante persone, ma quanta organizzazione ci deve essere, non a caso, insomma, noi siamo sottoposti, insomma, all'autorità dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è poi una branca dell'ONU, quindi per dire che è una cosa molto importante, e per far sì che noi possiamo usufruire dei messaggi, delle osservazioni, delle informazioni di altri paesi, e gli altri paesi possano usufruire delle nostre informazioni. È un lavoro di squadra, di una squadra che è globale, quindi una squadra che interessa tutto il mondo. È molto complessa e nonostante questo non è una scienza esatta, quindi diceva la scienziata, si fanno degli errori, si pensa di aver risolto magari attraverso, però il tempo ha 1000 regole, ha 1000 variabili, anzi 1 miliardo di variabili, ne hai studiate tante, ce ne sempre esce un'altra che ti rovina tutto il lavoro. Però generale si chiamano anche previsioni, qualcuno scorda, cioè, devo dire che grazie, è una previsione. Brava, qualcuno dimentica questo, anche se io faccio la battuta che grazie anzi ai mezzi moderni adesso magari a breve termine non diamo più previsioni, diamo certezze, perché veramente il tempo adesso che si dà a breve scadenza, 2 o 3 giorni, è veramente ora per ora si riesce a vedere, e con una percentuale molto alta, è esatto, insomma, quindi questo. Il generale mi ha detto che ho fatto bene a non partire con la Stefanato, perché veramente le quando c'è qualche dubbio, messe... certo, perché non è che siamo dei navigatori che possono andare certamente col mare forza 3, col temporale, sanno affrontare l'emergenza. Qui si tratta intanto di un lavoro encomiabile, come sempre, di Mirella, che porta 200 persone, mi con un barcone, che è la cosa più bella, pensate, 200 persone in gita da Quarto d'Altino alla laguna, vedendo le bellezze col pranzo, con tutto il Palazzo Ducale, cose inaccessibili quasi per altri, per tutti, insomma, lei si fa carico di portare 200 persone, molte di queste fragili, quindi portarle lì e deve essere sicura, naturalmente, non ci deve essere nemmeno un piccolo dubbio, anche se poi domani c'è un peggioramento, ma non è così, però già quello potrebbe mettere in pericolo, magari creare qualche problema, e problemi in questi casi non ce ne devono essere. Grazie generale Giancarlo Iannicelli. Pubblicità. Buongiorno a tutti. Ognuno ha i suoi punti fermi, i suoi grandi maestri, un luogo prezioso dove tornare indietro nel tempo. Anche il mondo della stampa ha il suo, la tipografia. Ed è proprio lì, a Cornuda, a un passo dal Piave, che nel 1995 nasce una tipoteca, un museo completamente dedicato al mondo e alla storia della tipografia. Abbiamo uno dei musei più importanti della stampa, che è la Tipoteca di Cornuda. È un museo molto particolare che però credo che sia anche alla portata di tutti. Quel che rimane della storia della tipografia è tutto raccolto in quelle stanze a Cornuda, dalle notti insonni di Gutenberg ai libri, ai caratteri di piombo alle matrici. Un museo, punto di riferimento internazionale del mondo della stampa, fresco, un premio che arriva da oltreoceano, da New York. La giuria dell'American Printing History Association ha assegnato infatti alla Tipoteca di Cornuda il premio istituzionale per il 2023. E la Tipoteca è questo, è un successo che non è solo locale, è un successo internazionale, e dimostra anche che in provincia si possono fare e realizzare delle cose molto belle che poi vengono riconosciute anche in giro per il mondo.
Allora ringrazio e saluto il sindaco di Cornuda Claudio Sartor, secondo mandato Lega. Mi permetta, sindaco Sartor, di salutare anche Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, che purtroppo doveva essere con lei, ma è successo un incidente a Meduna, appena chiamato, e purtroppo è vicino all'incidente e non ce la fa a collegarsi, però capite che è proprio un'emergenza per il sindaco, perciò lo salutiamo e lo avremo ospite prossimamente. Allora, intanto complimenti sindaco per questo premio molto importante che fa capire l'importanza della cultura, della storia e delle radici. Prego sindaco. Mi è fatto molto piacere vedere il servizio con il quale avete aperto questa trasmissione. Intanto vi saluto, tra l'altro, mi sono dimenticato anche di salutare, però mi ha abbastanza emozionato perché è un servizio di alcuni mesi fa relativo a questo premio che la Fondazione Tipoteca insomma, è riuscita a guadagnare in ambito internazionale. La Tipoteca è una fondazione privata, però come dicevo proprio al termine di quel servizio dà la dimostrazione di quello che siamo capaci di fare noi veneti, insomma, anche in una località così di provincia, ai confini dell'impero, perché noi siamo anche distanti a volte da alcune direttrici importanti viarie, però si fanno delle cose che riescono a essere ammirate in tutto il mondo e soprattutto a essere competitive con il resto del mondo, perché musei analoghi o comunque simili li troviamo in grandi capitali europei, mondiali, invece noi li troviamo qui a 2 passi da località di 6.000 abitanti, e questo è un monito però anche per i giovani. Allora sindaco, quello che è importante capire è le radici, la storia, la tradizione, ecco, sono tutti valori che abbiamo nel nostro territorio, però bisogna crederci e investire, perché veramente poi per arrivare a un obiettivo, a questo premio, c'è un percorso da fare, vuol dire che il sindaco ci crede, che ha capito l'importanza e il valore di quello che abbiamo visto. Prego sindaco. Qui sono stati soprattutto gli imprenditori del territorio, la famiglia Antiga, Silvio Antiga in particolar modo, un grande industriale, un mecenate e sicuramente una persona di grande capacità e cultura, che ha messo in piedi questo suo sogno e ha investito sul territorio. Le amministrazioni comunque l'hanno supportato, ecco. E questo bisogna anche dire quel che è vero, però bisogna mettere in condizioni i privati di fare, e poi il territorio naturalmente ne beneficia. È vero sindaco, perché io ieri ho avuto ospite di Otisalvi Perin, anzi verrà anche a trovarla per regalarle questa mappa meravigliosa, perché sto coinvolgendo tutti i sindaci del territorio, questa mappa del fiume La Piave, dove c'è la storia di questa opera idraulica meravigliosa che ha scoperto proprio questa mappa antica, e la regalerà ai sindaci con un libro, e lui ci crede come Antiga. Ecco, io ho avuto anche ospite Antiga in trasmissione, però devono essere supportati, come ha detto lei. Inutile che ce la giriamo sindaco, voi dovete supportare e far capire l'importanza che quando questi imprenditori decidono di investire, perché là il segreto è collaborazione, è fare squadra, pubblico-privato non sempre è semplice, però sindaco, prego. Credo che lei ha fatto degli esempi in cui comunque la collaborazione c'è stata, in caso specifico del mio paese, ma credo anche in altre località della nostra provincia. La sensibilità c'è, noi di fatto non siamo mai ostili a queste iniziative, anzi, ecco, quindi vedo che però dopo i risultati ci sono, perché se guardiamo i dati del turismo negli ultimi anni sono in crescita, e questo è frutto di un connubio importante realizzato sia dalle istituzioni ma dai privati, dai tanti privati del mondo agricolo, dall'industria, che su questo settore hanno investito, e guardate poi cosa ne abbiamo avuto come beneficio. Allora sindaco, un problema invece grande che hanno tutti i sindaci è il problema della sicurezza, sia nei paesi che nelle città.
c'è un problema di sicurezza che forse ha passato il limite. Io sto facendo questo grande evento all'ippodromo di Treviso, speriamo nel tempo, il 30 settembre, il 1° di ottobre, dove ho veramente coinvolto tantissimi comuni, tantissimi sindaci che hanno dato veramente l'ok a essere assieme, a fare squadra, per mandare un messaggio a queste famiglie, a questi genitori, a queste persone che stanno mettendo veramente questi sindaci con le spalle al muro. Ragazzini, baby gang, gente che si comporta male, gente che viene aggredita mentre fa il proprio lavoro. Non si può continuare così. Voi avete cercato di fare squadra, specialmente tra sindaci, l'unione dei sindaci importantissima, ma il messaggio che deve arrivare alle famiglie, a quelle persone che ancora non riescono a capire che la loro libertà finisce quando inizia quella dell'altro, il rispetto di se stesse. Com'è la situazione, Sindaco, dal suo osservatorio e dall'osservatorio di Cornuda? Noi siamo stati protagonisti alcune settimane fa di un'aggressione in un bar del paese. Noi siamo un paese comunque tranquillo, devo dire che insomma, se noi guardiamo i dati dei furti o dei danneggiamenti o di altro, siamo un paese assolutamente tranquillo, però c'è stato questo fatto di cronaca rilevante, una barista, una ragazza è stata aggredita per una questione di uno scontrino, una diatriba su uno scontrino per 50 centesimi, insomma uno l'ha presa per il collo e fortunatamente prima l'ha minacciata e poi l'ha aggredita. Fortunatamente in quel momento c'erano degli avventori nel bar che l'hanno salvata, però vede, sono episodi che qualcuno ritiene minori, però che stanno preoccupando la nostra popolazione. Cioè, non bisogna guardare solo alla grande criminalità, dobbiamo guardare anche a questi fatti che interessano i singoli cittadini. Avete visto a Montebelluna l'altro giorno, uno va a fare la spesa e si trova per terra perché c'è la persona in escandescenza. Abbiamo troppa gente in giro e c'è un problema anche di generazioni, di seconde generazioni di immigrati che non sono ancora comunque integrate sul nostro territorio. Sì, è vero che siamo in tanti in giro, però rispetto ai numeri che sono di brave persone, io lo dico sempre tutte le mattine, sono pochi i numeri che si comportano male. Il problema è che non riusciamo a isolare quei numeri. Ad esempio, Sindaco, quando c'è il famoso branco di baby gang, se poi si osserva bene attentamente, c'è sì tutti questi ragazzi attorno, ma alla fine all'interno sono 2 o 3 ragazzi. Il problema è che la prospettiva che noi abbiamo è che ci siano tantissimi che si comportano male. No. Il problema è che dobbiamo isolare questi. Allora, le leggi non tutelano perché non riusciamo a capire dov'è la sicurezza. Le sanzioni, qualcuno dice non bastano, bisogna aumentarle. Altri dicono non serve, non si fa niente con la repressione. Però a questo punto, visto che dobbiamo parlare di prevenzione, iniziare, tutti dicono dalle scuole, io dico anche da certe famiglie che dovrebbero andare a scuola, certi genitori, è che dobbiamo intanto capire come fermare questi che si comportano in questa maniera, perché se sempre si fa tanto non mi fanno niente, tanto qual è il problema, aumenteranno sempre di più. Allora questo avvenimento che verrà fatto all'ippodromo di Sant'Artemio sarà proprio per cercare di isolare queste poche unità, ma che hanno spesso con le spalle al muro sindaci, forze dell'ordine, professori, cioè non ne possiamo più. La sicurezza, l'anziano che ha paura di uscire alle 5 del pomeriggio a portare l'immondizia perché ha paura, non si sa di cosa, ma ha paura. Non può passare questo, perché guardi Sindaco, io lo dico sempre, non sarò io, ma io penso di vivere in una città fortunata. Sarà perché giro tanto e vedo veramente dove c'è il pericolo. Dopo, per carità, può capitare di tutto e di più, ma non dobbiamo mettere questa paura, il terrore delle persone, perché non ne veniamo più fuori, Cosa ne pensa? Lei è una persona che da anni studia tanti fenomeni e è attenta poi anche alle dinamiche delle nostre città, quindi credo che abbia colto perfettamente nel segno col suo ragionamento. Sì, sono fatti isolati che però stanno creando molto sconcerto tra la gente. Magari sono anche isolati nel senso che sono concentrati in alcune piazze, ma
è chiaro che quando si colpisce la gente, diciamo semplice, parliamo così, ecco, che va al supermercato, che va a fare la spesa, che si trova in mezzo a queste persone che vengono aggredite, è chiaro che il timore poi comincia a diventare grande, ecco. Ha detto bene, i sindaci sono con le spalle al muro, credo lo siano anche le forze dell'ordine. Vorrei vedere adesso l'applicazione anche dei nuovi decreti che sono fortemente sponsorizzati, anche il ministro Nordio insomma ne ha fatto, che tra l'altro ministro della nostra città, ne ha fatto insomma uno dei cavalli di battaglia, perché credo che ci sia stato troppo lassismo negli scorsi anni e certi fenomeni siano stati criminali, insomma siano stati troppo tutelati o non considerati abbastanza. Sono perfettamente d'accordo con lei, perché bisogna veramente fare la prevenzione, però bisogna anche fermare quelli che si comportano male in un momento che non puoi fare più prevenzione perché hanno oltrepassato il limite. Certe aggressioni non sono tollerabili assolutamente, non è una cosa pazzesca quello che si vede. Però, Sindaco, c'è anche una cosa da dire: ma cosa si offre a questi ragazzi in alternativa? Perché questo è il grande problema. Abbiamo sentito adesso, io ho avuto il delegato del CONI Mario Sanso ospite l'altro giorno, ha detto non è possibile, adesso si paga anche il calcio, e anche il presidente Ponchio del CONI sempre ospite. Non è possibile questo, non è più possibile, bisogna dare delle alternative a questi ragazzi per far capire che forse devono cambiare registro, che non possono continuare così. Ecco, bisogna investire nella famiglia, ma si parla, ma si fa poco. La vostra coperta è diventata un fazzoletto, non sapete neppure come aiutare e cosa si fa? Però è il cittadino con le spalle al muro, e là è il problema grande. Prego, Sindaco. Detto una cosa saggia, abbiamo anche la coperta corta. Le faccio un esempio anche di come mai sono le dinamiche delle famiglie. Abbiamo sempre minori in comunità, cioè le famiglie ormai disgregate e obblighi per i sindaci poi di intervenire. Guardi, le faccio un esempio del mio comune, che è molto piccolo. Siamo passati da una spesa di 20.000 a 150.000 euro nell'ultimo anno. Capisce che con una coperta corta poi si limitano risorse su altre iniziative che possono essere importanti. Noi stiamo investendo molto, stiamo investendo nella scuola, e andranno degli operatori anche all'interno delle classi per capire tutti questi fenomeni di marginazione e di bullismo. Ci stiamo mettendo risorse. Non so se bastano, ecco. Credo che però ci sia anche dall'altra parte, deve esserci anche una volontà culturale di certe categorie di persone anche di integrarsi, di capire che viviamo in una comunità che li ha accolti, che ha dato molto e che è sempre stata nel segno della civiltà, ecco. Abbiamo Mirella da Riese Pio X. Ciao Mirella. Mirella, ciao. Volevo parlare di questi stranieri immigrati. Siccome che mise qua 38 anni che abito qua a Riese, 38, e adesso questi ultimi 6-7 anni così, qua io sono l'unica italiana che abito nel mio condominio, unica. Sono tutti stranieri. Da marocchini, albanesi, tunisini, non so neanche chi sia. E mi devo abituare, ho 72 anni, quando vado giù, magari al pomeriggio così, devo avere 1000 occhi davanti e dietro. Perché qua c'è tutto straniero, ci sono pochi italiani qua dove abito. Ogni passo che fai, vai al parco, non vado neanche perché ci sono tutti stranieri. È difficile, anche a domenica qua non c'è nessuno che passa, non vedi niente, ecco, soltanto stranieri. E dove vado? In nessuna parte. Guarda che è difficile, A domenica qua non passa una corriera, poi magari che possa andare fino a Castelfranco, fare così. Niente, non c'è niente da vedere, e vedere tutti stranieri. Allora Mirella, vedi, hai confermato quello che ho detto io. È passato questo messaggio devastante che è la paura del diverso,
la paura del straniero, senza dimenticarci che ci sono anche delle brave persone, non dobbiamo fare un minestrone, sindaco, perché ci sono persone integrate a un banco solidale e delle volte forse qualcuno dovrebbe venire a vedere e imparare l'educazione anche da queste persone che si sono integrate molto bene. Quello che non riesco a tollerare è questo senso di disagio, che siamo uni contro gli altri, poveri contro poveri, fragilità contro fragilità. Questo è un messaggio devastante, sindaco, che non fa bene a nessuno, ma non fa bene soprattutto a quei giovani che si stanno cercando di integrare. E ce ne sono anche. E allora dobbiamo andare a colpire l'albero, tagliare quel ramo secco che sta dando dei frutti marci. Il problema è che non si fa, molte parole. Abbiamo sentito che Mirella ha paura, quello che ho detto prima. Questo è passato, questo è un messaggio. E invece noi abbiamo visto anche stranieri, abbiamo visto immigrati che hanno salvato delle persone nostre. È vero o non è vero, sindaco? Abbiamo delle persone integrate al massimo, però poi c'è un qualcosa che non va. Ma qua la politica doveva intervenire e non si può passare sempre il cerino all'ultimo governo o al penultimo governo. È anni che si dice questa cosa, è anni che si dice l'Europa, ma l'Europa paga anche molto bene. Io vorrei anche la trasparenza di questi soldi che l'Europa dà all'Italia, dove vanno a finire e cosa fanno, perché sai, c'è sempre una trasparenza che noi vorremmo a casa capire, sentire, e che poi non c'è. L'accoglienza diffusa, che ce la spiegassero, qualcuno ha spiegato qui in trasmissione che se tutti accogliessero tutta quanta l'Italia, tutti quanti le regioni, i paesi, le città, avremmo 2 persone per, se sono 2 o 5 non si sa, però non si capisce, regna la confusione e nella confusione c'è la paura e questo sta danneggiando tantissimo il nostro territorio. Prego, sindaco. Guardi, non so da dove iniziare. No, da dove vuole? Sicuramente ha detto una cosa vera, cioè tanti si sono integrati, noi qua abbiamo ormai persone che parlano solo esclusivamente veneto, non parlano neanche italiano, sono venute qua da tanto tempo, lavorano alle nostre imprese, vivono come noi. Di fatto e poi c'è comunque una parte o alcune comunque anche etnie che bisogna anche riconoscere che magari hanno modi, stili e fanno più fatica ad integrarsi. È chiaro che bisogna scegliere, questo è alla base di quello che doveva essere il teorema dell'immigrazione ancora tanti anni fa. Insomma, io vorrei dire che qualcuno diceva che Gentilini le sparava, ma diceva le cose vere, cioè dobbiamo scegliere che tipo di immigrazione avere, dovevamo sceglierla. Adesso continuiamo ancora con la stessa storia, che apriamo le porte a tutti, ogni giorno arrivano migliaia di persone, diciamo distribuitele sul territorio, ma con quale garanzia, con quale scopo, con quale ruolo diamo a loro un sostegno sul territorio? Perché è inutile che si dica che dobbiamo accogliere tutti, per metterli dove, per fare cosa, a che costi, poi li teniamo oggi e tra un anno cosa ne facciamo? Cioè, perché poi le regole sono che finché sono non possiamo mandarli subito a lavorare, non possiamo far questo, non possiamo far l'altro. Allora è inutile che si dica e si parli di accoglienza diffusa se poi non c'è un progetto alla base del nostro paese. Bisogna organizzare l'immigrazione in base anche a quelle che sono le nostre esigenze. È vero che c'è una grande necessità dalla parte delle nostre imprese, manca personale in tutti i settori, che si parli del bar piuttosto che delle professioni mediche per arrivare alle grandi aziende, che mancano tecnici ed altro, però quello che sarebbe giusto fare è che il flusso di immigrazione fosse basato proprio su queste necessità che abbiamo sul territorio. Allora diventa più facile anche accogliere e diventa anche più semplice integrare le persone, perché se subito hanno un lavoro e si instaurano nella nostra comunità seguendo determinate regole, principi, hanno un sostegno finanziario e tutto quello che ne segue, poi ne deriva che si vive un po' meglio tutti. Però, sindaco, io lo racconto anche perché io racconto tutto quello che faccio e quelli che seguono la mia trasmissione, questa grande famiglia di Sveglia Veneti lo sa.
Io sono andata a vedere come vivono questi ragazzi, queste persone che arrivano da noi, e le posso assicurare che sono inorridita di vedere ragazzi con fisici eccezionali, con un'energia incredibile, perché parliamo dai 16 ai 25-30 anni, ma soprattutto dai 16 ai 25, chiusi, sono dei piccoli cortili di cemento dentro delle stanze ammassati tutto il giorno. Addirittura guai aprire anche una porta o una finestra. Lei capisce bene che ai 16, 18, 20 anni, con questa energia che hai dentro, con questa voglia anche di fare qualcosa che non è permesso, come dice lei, perché è tutto difficile. È difficile farli lavorare, è difficile snellire i permessi di soggiorno, è tutto difficile. Ma cosa aspettiamo? Che questi ragazzi escano, ecco, saltino questo confine e poi si facciano del male, fanno del male anche noi? O vogliamo capire che forse dobbiamo fare dei corsi di formazione e di lavoro? Abbiamo le caserme vuote, abbiamo tantissimi posti dove potremo fare informazione nel lavoro. Ecco, cosa ci serve? Sa cosa mi hanno chiesto questi ragazzi? Fammi lavorare, fammi muovere, fammi lavorare. E non sono tutti che non sanno fare niente, non è vero questo, non deve passare questo, voi dovete credere. Sono persone che sanno anche fare, che sanno anche lavorare, ma non lo possono fare per quello che ha detto il sindaco, perché bisogna tenerli là, ammassarli. Avete sentito questa volontaria che è stata su NAB cosa ha detto? Guardate che è pazzesco quello che ho visto, è pazzesco a cosa ho assistito, alle violenze che ho visto all'interno. Voi non avete idea di cos'è un hub quando si ritrovano ammassati centinaia, per non dire migliaia di persone. Non dobbiamo arrivare a questo, Sindaco, l'ha detto anche lei. Abbiamo bisogno di forza e lavoro nel territorio, è un paese che invecchia, non abbiamo i giovani, no perché non hanno voglia di fare niente, non ci sono. La denatalità si fa sentire, Sindaco, sono tutti disperati che cercano lavoratori e non bisogna avere la laurea per fare certi lavori. Il problema è che voi siete con le spalle al muro, non potete fare niente, anche se anche voi sindaci sapreste come impiegarli e dove avreste bisogno di manodopera. Perché non si fa, Sindaco? Perché cioè, è inutile che ce la finiamo come gli Inca, cioè ci azzeriamo, basta, un po' alla volta, tanto ormai abbiamo più centenari che ventenni. Prego, Sindaco. No, il problema della denatalità è un problema importante. Io mi sono accorto l'anno scorso, no, quando c'erano tutte le statistiche sul Covid e guardavo un po' le fasce di età più colpite, in verità mi sono accorto che stavo facendo delle statistiche assolutamente sbagliate. Basta vedere insomma il grafico della nostra popolazione che veramente ha una base assolutamente ridotta. Pensi, io sono del 76, quindi un po' degli anni ai margini del boom della natalità, che un po' parte del 66-67 arriva fino al mio anno di nascita. Nel mio paese eravamo quasi 80 persone, un po' meno insomma, ma già era un buon numero, no? E oggi siamo, se guardo gli ultimi dati statistici, insomma, si arriva forse a 40 persone nate nel paese, gran parte tra l'altro non sono neanche italiane di origine. E quindi quando mi chiamano anche gli imprenditori mi dicono avrei bisogno, non conosci un ragazzo, non ci sono i ragazzi, perché se pensiamo che chi nasceva nel 76 o una nata del 76 come la mia copriva con 70 persone quasi tutte le categorie, no? 10 facevano gli operai, 5 facevano gli agricoltori, 10 le professioni mediche e via dicendo, per fare un esempio così banale. Oggi non li abbiamo per coprire tutte le categorie. Molti, tra l'altro, qualcuno insomma anche giovane va all'estero perché trova maggiori soddisfazioni. È chiaro che non ci sono i giovani, ecco, quindi c'è una necessità di fare un ragionamento aperto su quello che sarà la problematica maggiore del nostro territorio, perché le aziende non stanno arretrando, abbiamo settori interi dall'agroalimentare ad altri, insomma la meccanica che continuano a cresce il turismo e però non abbiamo le persone sul territorio. Allora
l'immigrazione va governata in maniera diversa e non è possibile, come ha detto lei, che si continui comunque in base a determinate normative ad essere così rigidi rispetto anche a quella che potrebbe essere la formazione al lavoro di chi in questo momento sta entrando nel paese. Però le dico, come sindaco ragiono come lei, perché siamo la parte terminale anche noi della popolazione, insomma. Un mio dipendente qui del comune a volte mi ha detto siamo la discarica istituzionale, sì, quindi alla fine facciamo gli stessi ragionamenti che ha posto lei, ma non so perché non si arrivi poi a un risultato effettivo, ecco, da più in alto. Sì, perché se continuiamo così a mettere la polvere sotto il tappeto, perché non si riesce a capire che quel tappeto ormai va tolto completamente e va pulito a fondo, non ne andremo da nessuna parte. Ecco, la casa si riempirà di polvere, tutta la casa, tutto l'edificio. Non può essere così, io non posso sentire ragazzi che mi chiedono di lavorare e quando li guardi non sono tutti delinquenti, non sono tutti drogati, non sono tutti spacciatori. È questo il messaggio che è passato. Perché è più facile far passare questo messaggio, è più facile infondere la paura che invece fare prevenzione. È questo il grande problema che abbiamo, Sindaco. Voi che siete quelli nel territorio, quelli che conoscete veramente la realtà e i bisogni dei vostri paesani, dei vostri cittadini, siete i meno ascoltati, siete quelli che prendono meno di tutti, meno di un consigliere regionale e siete i responsabili della salute dei vostri cittadini, siete voi. L'unico punto di riferimento che è rimasto è il sindaco, non abbiamo più preti, non abbiamo più medici di famiglia, non abbiamo più niente, ormai il farmacista è diventato un punto fermo. Ho avuto l'altro giorno ospite il presidente dei farmacisti, Lossego, che ha detto siamo diventati il punto di riferimento. Ma possiamo continuare così, sindaco, in un territorio dove veramente eravamo il ricco nord-est, ma fatto di piccole attività, di piccole imprese, di piccole industrie, di artigiani, hanno azzerato tutto, non c'è più niente. Al mare sono mancate le famiglie in vacanza, c'erano solo stranieri, le nostre famiglie normali, quelli che andavano a farci da settimane, 15 giorni, sono sparite tutte, le hanno azzerate, sindaco. Continuiamo così? Continuiamo a non ascoltare i sindaci che sanno benissimo di cosa ha bisogno il territorio, con i vostri parlamentari che ci sono anche a Roma e ci sono anche in Europa, che non riusciamo a capire dove vogliono andare a parare? Prego, sindaco. Lei a raccogliere o a invitare i sindaci ogni mattina, poi parla anche lei come un sindaco, ecco, alla fine, perché stavo ascoltando il ragionamento, ho detto, guarda, l'ho fatto anni fa, una volta sono andato su un comune, c'era un progetto di fusione e ho fatto il discorso che ha fatto lei adesso, cioè, quindi alla fine mi veniva un po' da ridere, ma era una simpatia nei suoi confronti, perché effettivamente ha ragione, noi siamo l'ultimo baluardo, no? Non c'è niente, ecco, lei ha parlato di preti, ce ne sono meno, ancora a volte anche più di noi, però ecco, se torniamo indietro fino a metà anni 90, una comunità come la nostra aveva tanti punti di riferimento, il capostazione, quello delle poste, tanto per dire, aveva il medico di base, e c'era anche una filiera istituzionale più corta, perché anche le province erano un punto di riferimento importante, il consigliere provinciale, l'assessore provinciale. Io tra l'altro oggi sono anche un consigliere provinciale, questa grande differenza sul territorio. Infatti ogni tanto ci incontriamo in provincia. Esatto, all'angolo del caffè, quando finiamo le riunioni. Però di solito... il banco solidale non vi vedo mai a vedere cos'è questo banco solidale, eppure dovreste venire a vederlo, Una volta, se si ricorda, sono venuto, poi ho un ambito un po' particolare quando sono in provincia. Va bene, sorvoliamo, sentiamo Italo da Mira, se non mi cade la linea, vai Italo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a lei, signora Mirella e signor Sindaco. Buongiorno. Prego. Buongiorno signora Mirella, buongiorno signor Sindaco, buongiorno a tutti. Io vorrei suggerire alle autorità competenti che quei signori che vengono qui in Italia vengono perché le loro terre sono disastrate da guerre o così via, è giusto accoglierli. Però secondo me,
se le autorità competenti non danno un suggerimento, una scuola, quando vengono loro hanno un'etnia diversa dalla nostra. Allora, quando li accogliamo dobbiamo mandarli a scuola a dire come noi viviamo qui in Italia. Secondo me questo è un suggerimento personale. Il perché? Perché quando vengono qui loro fanno una vita diversa. È logico, come ha detto lei prima, che quando sono ammassati in una stanza e poi quando li liberiamo fanno quello che fanno, poveri disgraziati. Non è colpa sua, è colpa delle istituzioni, secondo me, che non prevedono quello che fanno dopo. Basta così, Italo? No, vorrei aggiungere qualcos'altro, signora Mirella. Prego. Mi farebbe molto piacere essere ospite da lei. Io non sono né diplomato, non sono un dirigente, sono una persona qualsiasi che ha lavorato 40 anni all'Enichem di Porto Marghera. Mi farebbe molto piacere essere ospite e confrontarmi con i politici, perché se parliamo del sociale poi è un disastro. Investiamo nel sociale, ma dove? Lei investe nel sociale portando le borse a casa alle persone, ma i soldi che vanno nel sociale a chi li diamo? Come li distribuiamo? Caro. Mi farebbe molto ma molto piacere confrontarmi e venire in trasmissione. Volentieri, guarda, sai che le mie porte sono aperte a tutto, lascia il tuo numero di telefono, se avete piacere di confrontarvi non c'è nessun problema. Il problema, Italo caro, è quello che hai detto tu. Ecco, non pensiamo, fare prevenzione, è questo che dobbiamo fare, Sindaco. Ha parlato molto bene Italo, perché solo con la prevenzione cercare di impiegare queste persone che ci sono, che sono ferme, immobili, e a un certo punto tu, quando hai quell'età e hai quell'energia, cosa fai? Giorno dopo giorno, pochissimo da mangiare, quasi niente, Sindaco. Vada a vedere. La porto io, se vuole, Sindaco, a toccare con mano e a guardare negli occhi questi ragazzi, e quando ti chiedono fammi lavorare, fammi muovere, non ce la faccio più, aiutami. Ecco, cosa rispondiamo? No, perché la burocrazia non mi permette, no, perché non puoi uscire da questo quadrato di cemento perché le leggi sono queste, no, perché non sai fare niente. Ma abbiamo chiesto cosa sanno fare e chi sa lavorare cosa sa fare? L'abbiamo mai chiesto questo? Oppure pensiamo proprio che siano tutti che nulla facenti, nel senso che non sanno fare niente? Eppure vediamo quando ci portano in questi paesi cosa riescono a fare con niente queste persone, con niente, come sopravvivono con niente. Noi abbiamo tutto e facciamo ancora fatica a sopravvivere e loro con niente riescono a sopravvivere. Non vi viene questo? E poi l'altro giorno è venuto un signore a trovarmi e mi ha detto: Mirella, domani mattina ricorda che tutti siamo usciti dall'Africa, là, tutti quanti, là, il punto dove siamo usciti noi è là, siamo tutti fratelli, diglielo, perché qualcuno si dimentica che la nostra vera origine, la prima origine, è l'Africa. Cosa risponde il sindaco? Queste sono anche interpretazioni, e poi ci sono popoli come i nostri che hanno costruito le cattedrali, che hanno legiferato in altra maniera. Adesso mi pare che a volte si cerchi di banalizzare un po' la storia e vogliamo inventarcela in nome della globalizzazione. In verità noi siamo l'Europa, siamo l'Italia, siamo la città, la nazione del Rinascimento, della cultura, delle cattedrali, come ho detto prima, della storia di una civiltà millenaria e cristiana. Insomma, a un certo punto non banalizziamo tutto quanto. E se da qui da noi è arrivato anche uno sviluppo gli anni passati, perché c'è stato anche un fondamento, ci sono stati anche dei fondamenti importanti alla base, la dottrina sociale della Chiesa e via dicendo. Quindi alla fine mettere tutto su un calderone e dire ma siamo tutti uguali non è assolutamente vero, e penso che il telespettatore di prima abbia colto un fatto, che c'è anche un'esigenza culturale. Non possiamo accogliere tutti, di tutte le etnie, e pensare di vivere sullo stesso tetto con regole assolutamente diverse. Però le regole le decide la politica che non riesce a imporsi, è là il problema, sindaco.
però dobbiamo anche difendere quella che è la nostra cultura, i nostri principi, i nostri valori, i diritti che abbiamo conquistato negli anni. Vanno assolutamente difesi. Non è possibile, come abbiamo visto l'altro giorno, che un giudice di fronte a un fatto di maltrattamento dice ma è la loro cultura. Non esiste che arrivino persone sul nostro territorio impuniti, anche se oggi si cerca un po' di arginare, e parlo soprattutto dell'imprenditoria cinese, e con operazioni di dumping faccia lavorare migliaia di persone sul nostro territorio con diritti diversi e in concorrenza con i nostri operai, perché vuol dire che tante lotte sindacali le stiamo anche buttando via. E allora bisognerebbe un po' fare un ragionamento un po' più campo largo, su cosa vuol dire integrare e cosa vuol dire insegnare a vivere come noi, perché alla base ci sono diritti, valori e regole che noi ci portiamo avanti da migliaia di anni, che ci hanno permesso oggi di stare bene. Vede, Sindaco, però questo signore di 86 anni che è venuto a trovarmi in provincia, perché il martedì sono persone che vengono a vedere, vogliono essere ascoltati. Quando ha raccontato di questo Mirella, nel senso che l'uomo, la sua origine è l'Africa, non ha banalizzato, lui ha fatto semplicemente capire che poi l'uomo si è evoluto, è andato nel mondo e si è evoluto e siamo diventati gli uomini che siamo diventati. La partenza però è stata là, era quello il messaggio che lui voleva dare. Poi certo che ci siamo evoluti, certo, e come ci siamo evoluti, però ci siamo talmente evoluti, Sindaco, che siccome parliamo di queste persone che non riescono a integrarsi, che sono chiuse, che non riusciamo a farle lavorare, poi questa mattina ha chiamato Antonino da Marghera, che anzi dopo dovrò prendere in considerazione questa telefonata e chiamare chi di dovere, che è uno dei nostri, che ha quasi 80 anni e che è da giorni che è sommerso dall'acqua dentro casa e nessuno si fa vedere. Allora capisce che i valori e la storia è anche la nostra storia. Allora questi hanno questi problemi, non possiamo accogliere tutti, però i nostri anziani che sono qua, che sappiamo chi sono, che hanno un nome e cognome, un indirizzo, sono in queste condizioni e chiamano Sveglia Veneti quasi tutte le mattine per un problema che i sindaci o qualche sindaco non lo conosce perché magari non lo sa, l'assessore non si fa sentire o non si fa trovare, servizi sociali sono pochissimi e questo signore, questo Antonino, ha chiamato questa mattina Mirella Sveglia Veneti dicendo aiutami perché non so più cosa, ho un tutor che non si fa sentire e vedere e io sono sott'acqua. Ma allora Sindaco, capisce che i valori bisogna vedere su che piatto della bilancia li metti. Allora queste persone che si devono integrare al momento non si può fare perché e non è giusto aiutare tutti. I nostri che dovrebbero essere aiutati, che hanno il diritto di essere aiutati, vivono in queste condizioni molti. Li troviamo morti a casa, Sindaco, a casa. Io sono venuta, lei si ricorda quella volta che sono venuta anche da lei a Cornuda ad aiutare una persona che aveva chiamato, si ricorda Sindaco? Che siamo venuti, ci siamo incontrati, perché capisce che anche voi non siete in grado di gestire e per fortuna che c'è il mondo del volontariato che vi supporta, che si alza il telefono e arriva immediatamente. Ma si può continuare così, Sindaco, ad avere queste difficoltà anche con i nostri? Perché abbiamo parlato di questo, adesso parliamo anche dei nostri, visto che lei fa parte di un partito che batte su questo punto. E i nostri dove li mettiamo, Sindaco? Senza casa, senza soldi, io un banco solidale ne so qualcosa, senza denti devo dare gli omogenizzati perché non hanno i soldi neanche per i denti, non si possono più curare perché la pensione non basta e allora aspettiamo sempre un nuovo governo con la speranza di faremo. Ma bisogna agire subito, fare come fa il mondo del volontariato, esserci nel pezzo subito. Ma questo non si può perché c'è la burocrazia, perché le leggi non permettono, perché. Intanto che risposte diamo anche ai nostri? C'è una telefonata, chi è in linea? Pronto? Franco, ciao Franco da Boara Pisani, che piacere sentirti, ciao. Buona giornata a tutti, vorrei parlare con il signor Sindaco, anzi interloquire se possibile.
Vorrei ricordare al signor Sindaco, se quella gente che è venuta là, che è così retrograda e che ha costumi così diversi e lontani da noi e che vorremmo noi cambiare la loro mentalità in toto e adeguarsi ai nostri costumi, magari la minidonna, capisce? Anche quello è un costume nostro. Sono in quelle condizioni, e la storia lo dice per chi si interessa di storia, di quella equidistante dalla politica, la storia vera. Sono in quelle condizioni perché l'opulento è ricco Occidente, in quei posti, da quelle parti là da dove vengono questa gente, hanno rubato, portato via tutto, hanno colonizzato, si parla inglese, si parla in qualche posto tedesco, si parla il francese, si parla il spagnolo e il portoghese in Africa. Arrivano qua per colpa nostra, che dopo ce li cucchiamo tutti noi altri. Quello è tutto un altro discorso. Ma il discorso della signora Mirella che dice che noi siamo nati là in Africa e non siamo per nulla migliori di loro, sono solo peggio perché li abbiamo schiavizzati, fatti anche schiavi. Rifletta su questo, signor Sindaco, perché non siamo meglio di loro, siamo diversi e peggio anche. È caduta la linea, ma arriva la risposta del sindaco, che è un sindaco pacato, come vedete, un sindaco che pondera, ecco, non è un urlatore e non è che voglia avere tutte le ragioni del mondo. Sta spiegando il suo punto di vista, essendo anche di un partito che sappiamo come la pensa, che è il partito della Lega, anche se, sindaco, quanto divisi siete, mamma mia, sindaco. Ecco, dopo vorrei, ecco, lei sorride, ma veramente è una cosa che avete in casa, non so come la gestirete questa cosa sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia, che stanno alzando veramente l'asticella. Prego, sindaco. Allora, nel terzo mondo ci sono andati tutti, non sono andati solamente gli europei, ci sono andati gli americani. Oggi c'è una grandissima influenza cinese o dei paesi anche dell'Arabia che controllano intere economie. In alcuni paesi addirittura del Corno d'Africa, l'India è un soggetto che incide molto. Io sono andato qualche volta in quei paesi, vi assicuro che anche l'influenza cinese in questi anni è stata importante, quindi non è che l'Occidente o gli occidentali devono espiare tutti i loro peccati, anzi voglio dire che per certi versi, se qualcuno va lì, forse abbiamo lasciato anche tanto, anche e soprattutto gli italiani abbiamo portato anche tanto, quindi questa cosa che dovremo oggi aprire a tutti per espiare dei peccati del colonialismo di anni fa, mi pare una lettura un po' che vuole giustificare e basta, perché la storia è anche un po' diversa e poi ormai questi paesi sono indipendenti da tantissimi anni, li abbiamo anche tanto aiutati e molto probabilmente non hanno ancora fatto i conti con la democrazia se non riescono a svilupparsi. E questo quindi non vuol dire che dobbiamo aprire le porte a tutti, ecco, e siamo solamente noi europei che le apriamo, tra le altre cose, o meglio l'Italia, che ormai è il ventre molle di questa Europa. Io non condivido, ecco, tutto il pensiero della persona di Franco. che mi ha... Allora, sindaco, ormai siamo in chiusura, però ecco, quello che io vorrei capire, ecco, appunto questa Lega. Allora andiamo a vedere il servizio, cosa ha detto il presidente Zaia, e poi lo commentiamo col sindaco che abbiamo ospite, che è Claudio Sartor, sindaco di Cornuda. Andiamo a sentire cosa ha detto il presidente. Questo è un grande viaggio. E se ogni volta che senti una turbolenza in volo ti alzi, va dal pilota e dici fammi scendere, finisce che tu non arrivi mai alla fine. Si va avanti anche se l'aereo sente delle turbolenze, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, riferendosi alle fuoriuscite dalla Lega di queste settimane e alla campagna acquisti che sta portando avanti il coordinatore di Forza Italia Flavio Tosi. Io mi occupo di amministrazione, non di politica, ribadisce per l'ennesima volta, ma poi prosegue. Io sono della Lega, resto nella Lega, non azzardatevi mai a scrivere altre robe, nel senso che se i cittadini vogliono sapere cosa faccio io non mi pongo neanche il dubbio.
Ne ho vissute tante, perché la Lega è la storia della vita, cioè un partito che comincia ad avere più di 30 anni. Ho visto la Lega al 38%, l'ho vista al 2,8%, l'ho rivista su al 16%, cioè ho visto di tutto. Ma ho visto anche Renzi al 42% in Veneto nel 2015, ho visto anche la Forza Italia al 30,3%, quasi al 40% in Veneto, ho visto oggi abbiamo Fratelli d'Italia, è la storia della vita. Alcuni degli scontenti del Carroccio pronti ad andarsene sarebbero proprio dei suoi assessori. Non cita Roberto Marcato, lì il discorso sarebbe troppo complesso, ma accenna a Giampaolo Bottacin e Federico Caner. Ma perché deve andare via Caner? Sta facendo il suo 22esimo, 23esimo anno di regione. È un assessore al quale io ho affidato con fiducia agricoltura, turismo, un sacco di deleghe, cioè importanti, sta seguendo bene il settore, non c'è altro da aggiungere. Nel senso, da un punto di vista mio, io non ho nulla da recriminare all'assessore Caner, tantomeno all'assessore Bottacin. Dopodiché, attenzione, non siamo in un carcere. Nessuno è costretto a rimanere con la forza, dunque. Infine descrive la Lega, che lui desidera e sostiene progressista, dice, e moderata. La Lega vive finché ha identità ed ha un progetto politico che è quello che noi portiamo. Probabilmente abbiamo una colpa. In Italia si parla tantissimo di federalismo, penso che non ci sia più un cittadino che non sia federalista in Italia. Questo è merito della Lega, dovremmo dirlo un po' di più. Ciò non toglie che noi dobbiamo avere rispetto per le idee di tutti. Quello che traspare che c'è una Lega che fa fatica ad arrivare alle 2 cifre, ce la sta mettendo tutta, molti anche dalle telefonate che ricevono non amano il metodo salviniano, assolutamente non ne vogliono sentir parlare, però questa è la Lega che c'è adesso. Come commenta queste parole, Sindaco Sartori, del Presidente Zaia? Ricostruito bene. Io sono anch'io dal 1992 in Lega, ho sempre avuto la tessera della Lega, ne abbiamo viste di cotte e di crude, anni di grandi risultati, anni in cui si abbassavano le percentuali e magari c'erano qualche fuoriusciti, abbiamo visto scissioni e via dicendo. Mi pare che però le uscite dei giorni scorsi insomma, vorrei commentarle un po' negativamente, perché c'è gente che è lì da anni, adesso si accorge che magari il contenitore federalista è qualcun altro, però devono anche ricordarsi che si possono accettare le campagne acquisti degli altri, però attenzione che i voti che hanno preso, se sono i voti magari qualcuno ha preso nella lista Zaia o nella lista della Lega, erano voti della Lega e la gente non va dietro a chi si trasforma dalla sera alla mattina, ecco, capisce benissimo che è un fatto loro di carriera e non c'è dietro una progettualità politica. Io a volte sono stato critico, mi ricordo anche una volta che sono stato da lei in studio e poi insomma mi è scappato qualche commento su Facebook che è stato anche ripreso da alcuni giornali perché ero stato critico nei confronti del nostro segretario. Non mi va bene tutto, non mi piace quando si parla tanto del ponte sullo stretto perché comunque resto un autonomista, però ritengo che il vero contenitore autonomista e veneto, che guarda il Veneto, il nostro territorio, sia ancora la Lega, perché ha una base di amministratori importanti, perché c'è un governatore che sa rappresentare bene la nostra regione e io resto dell'idea che alla fine possiamo dare ancora molto. Certo, in tutte le famiglie ci sono state defibrillazioni. Fino a qualche anno fa Fratelli d'Italia non contava nulla, adesso molti vogliono passare in Fratelli d'Italia, fino a pochi anni fa in Forza Italia era pieno, adesso vengono a prendere la gente dalla Lega, insomma credo che comunque il trasformismo non paghi mai, la gente vota i leader, vota i simboli e alla fine le persone passino, quindi chi vuole uscire esca, però il progetto della Lega continua.
Allora, grazie Sindaco, è stato molto chiaro, pacatamente sta cercando di spiegare il punto di vista di leghista, di vista doc, direi, del nostro Sindaco, che ci crede ancora in questo partito e che spera veramente che queste turbolenze non diventino un dirottamento, perché veramente si parla di turbolenze, ma se la turbolenza diventa un dirottamento, caro Presidente Zaia, hai voglia. Allora, detto questo, Bruna, io so che hai chiamato, ti chiamerò, sono molto impegnata, chiamo Bruna perché aveva cercato di mettersi in contatto con me, ma so già cosa vuoi, è un periodo molto difficile, ti ho spiegato che stavo facendo questo grande viaggio con più di 200 persone tra diversamente agili e anziani e studenti, metterli tutti assieme, purtroppo il maltempo ci fermerà domani e perciò è per quello che non sono riuscita a mettere, ma ti chiamerò Bruna, stai tranquilla, ma abbiamo Delia da Verona. Ciao Delia. Ciao Mirella, grazie mille della tua trasmissione, saluto il tuo ospite. Allora io volevo dirti una cosa, questo è il mio pensiero, ma è da tempo che lo penso. Io sono vecchia e ho visto la guerra e avevo 10 anni, andavo a scuola e al pomeriggio andavo a lavorare la terra per prendermi il panino. E poi ho fatto, ti dico, cerco di fare in fretta, sono restata vedova con 3 figli e il mutuo della casa, giovane. Mio marito ha avuto una malattia e il comune non mi conosce neanche, mi conosce solo perché sono nella iscritta. Non sono mai andata a chiedere niente. Al mattino andavo a fare un lavoro di 5 ore perché i figli andassero a scuola e venerdì, sabato e domenica andavo sul ristorante a lavare i piatti perché mi saltasse fuori il mutuo della casa. Oggi sono vecchia, i figli sono a posto, ma sono stata contenta, ho avuto i miei valori e tutto. Adesso chiedo ai nostri politici che hanno rovinato questa Italia che noi l'abbiamo costruita con dei valori e quei sacrifici, ma cosa pensano? Ma cosa hanno sulla testa che l'hanno rovinata? Reddito, cittadinanza, mantenere tutti di tutto il mondo? Ma questo non è possibile, anche se volessimo non è possibile, perché ci mettono noi alla carità. Il governo si è indebitato con queste leggi che hanno fatto la sinistra di prima e adesso paghiamo noi bollette. Io sono vedova, ho la reversibilità, ma conto l'euro. Ma allora è giusto che ci sia tutto sto sperpero per mantenere tutta questa gente che non lavora? Guardo tutte le trasmissioni del Devio sulla 4, sul 7, seguo voi. Ha detto una giù da Napoli che hanno intervistato il popolo 50 anni e mi hanno preso reddito di cittadinanza, dove vado a lavorare? Che faccia 2 lavori? Vado 2 ore alla mattina a fare pulizia e tendere qualcuno e alla sera vado a lavare i piatti in qualche parte. Io l'ho fatto e sai Mirella, a 70 anni ho compiuto e il 2 gennaio ho compiuto 70 anni e il 31 dicembre ho finito a lavorare 70 anni, ma ho dato una dignità giusta ai miei figli e i valori. Ma come si fa a mantenere tutta questa gente? Ma stiamo scherzando? Se la Meloni non pensano, certo che avranno certi accordi, ma se non pensa di fermare questa situazione, l'Italia è finita, è 3/4 finita. Guarda, io lo dico per esperienza, ma non vogliono capirla. Sai cosa ci vorrebbe? L'esercito. Un generale che fermasse questa situazione e che facesse una vera pulizia sulla nostra Italia. Ci vuole una pulizia di fondo. Chi fa dei danni deve pagare e se no deve tornare al suo paese, nelle sue prigioni, non mantenerli noi. È ora di smetterla, ma tutta la gente ha questa indole, perché con qualsiasi che parlo tutti dicono queste cose. Allora i nostri governi, che sono avvocati, studiosi, tutte gente che hanno studiato ma non si rendono conto di cosa stiamo andando incontro. Ecco, Mirella, scusami del mio sfogo, ma volevo dirlo in trasmissione. Chissà che qualcuno capisca. Ti ringrazio molto, ti saluto e buona continuazione. Grazie, Ciao, grazie Mirella. cara Delia, abbiamo sentito anche le riflessioni di Delia, che non sono solo di Delia ma di molti, però il messaggio devastante che è passato è proprio questo, uno contro l'altro, e chi ne paga le conseguenze sono le fragilità, purtroppo così. Come si saluta Sindaco Sartor? Intanto bella l'ultima chiamata di una grande donna veneta. Sì, effettivamente le persone
come l'ultima assessore che ha chiamato, sono quelle che hanno ricostruito perlomeno questa regione, sono tutti complimenti davvero, abbiamo un grande debito verso di loro. E ha toccato anche un tema importante, negli ultimi anni abbiamo buttato via una valanga di soldi, tra reddito di cittadinanza, abbiamo buttato via soldi anche con il 110, potevamo mettere in sicurezza il nostro territorio, fare tante infrastrutture. Ricordo il reddito di cittadinanza 30 miliardi è costato, su zone come Napoli avremo rifatto a nuovo la città e messo in piedi tanti posti di lavoro. Non le dico del 110, ecco, da assessore provinciale a viabilità, che ho tante strade da sistemare, da mettere a posto e non ci sono risorse, dico come li abbiamo buttati via questi fondi statali, è una vera vergogna e peseranno sulle casse dello Stato per i prossimi anni. Ci siamo indebitati per nulla. E continuiamo a parlare di 100 milioni della pista da bob. Se il sindaco vuole che le legga il messaggio che è arrivato ieri da un manager, da un avvocato, cosa scrive? Allora forse continua lo spreco, continuiamo a non sentire le esigenze del territorio che sono altre, parliamo di infrastrutture ma non parliamo di servizi alle persone, caro sindaco, e invece al primo posto dovremmo mettere proprio questa parola, servizi alle persone. Grazie al sindaco Claudio Sartor, sindaco di Cornuda, secondo mandato Lega, grazie, pubblicità. Allora vi presento subito i graditi ospiti. Abbiamo in presenza Raffaella Buziol, mamma di Lisa, che poi vedremo questo servizio che è nato in onda ieri e la ringraziamo, così facciamo conoscere anche questo caso a Paolo Tartaglino, presidente del gruppo educativo Associazione Italiani Editori. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui perché parleremo di libri, parleremo anche cosa impegna questo governo, parleremo anche di genitori che non riescono più a capire da che parte stare, cosa fare, perché sono con le spalle al muro nonostante anche sentenze del TAR che diano ragione a questi genitori, a questa mamma. Allora andiamo a sentire il caso e vediamo questo video e poi lo commentiamo. Il TAR per la seconda volta ci ha dato ragione. Ora nelle scuole è obbligatorio includere la lingua dei segni. Per la seconda volta il TAR del Veneto dà ragione alla famiglia di una quindicenne di nome Lisa che soffre di disprassia, una forma di mutismo, e invita Ministero dell'Istruzione e Scuola Media di fornire alla studentessa un interprete della lingua dei segni per tutte le lezioni in classe. I giudici del Tribunale amministrativo, visto che ad oggi era stato fatto poco o nulla nelle scuole che Lisa ha frequentato, prima a Paese e poi a Treviso, hanno di fatto con una seconda sentenza commissariato il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, nominando un funzionario per assicurarsi che la loro volontà venga eseguita, obbligando la scuola a portare alla realtà, al concreto, la famosa sentenza di settembre 2022 dove si diceva che ci doveva essere sempre l'esperto LIS per garantire l'apprendimento, per garantire l'essere a scuola come tutti gli altri, anche per mia figlia e per chi come mia figlia usa la lingua dei segni. È una vittoria senza precedenti per Lisa e per tutti i bambini che soffrono della stessa patologia. Per la sua disabilità, prima sua figlia aveva un insegnante di sostegno che però non conosceva il linguaggio dei segni. Esattamente, da quando Lisa ha iniziato la prima elementare ha sempre avuto docenti di sostegno che non erano formati in lingua dei segni, non la sapevano. Dopo 10 anni, lacrime e sofferenza, 2 sentenze del TAR e 2 scuole medie che hanno rispettato solo in parte le sentenze, ora i ragazzi colpiti come Lisa da questa forma di mutismo, classificati come disabili DSA con disturbi specifici dell'apprendimento, potranno avere al loro fianco degli insegnanti di sostegno che sono anche formati alla lingua dei segni. Tra l'altro questi docenti ci sarebbero già formati. Per assurdo ci sono all'Università Ca' Foscari, basterebbe la volontà di contattare l'Università Ca' Foscari, di creare sinergia Ministero dell'Istruzione e Università. Dall'anno prossimo Lisa andrà alle scuole superiori, ci si augura che anche lei possa seguire le lezioni felice come tutti gli altri. Grazie alla forza nostra
possiamo aiutare tante persone. Allora, Presidente Tartaglino, non solo questi problemi enormi per i genitori, questi costi che dicono così alti, lei ha dichiarato aumenti non così alti sì alla detrazione fiscale, cosa importantissima. Prego Presidente. Sì, grazie per l'invito, un saluto a tutti, anche alla vostra ospite. Mi lasci dire che il tema di cui abbiamo visto il servizio è un tema a noi molto caro, a cui siamo molto attenti. Abbiamo contatti per bambini e ragazzi non vedenti con UIC, Unione Italiana Ciechi, con la Biblioteca Monza e anche con l'Associazione Italiana Dislessia, proprio per mettere a disposizione dei ragazzi questi materiali che sono fondamentali, sono necessari, e l'inclusione passa anche attraverso il libro di testo, e noi, ripeto, a questo siamo davvero sensibili. Tornando invece alla sua domanda, sì, la risposta è questa. In realtà i prezzi dei libri di testo vengono decisi all'inizio dell'anno, quindi a ogni anno a gennaio, e non cambiano per tutto l'anno. L'aumento medio quest'anno è stato in un intorno del 4%. Questo cosa significa? Significa sicuramente sotto l'inflazione, non sto a riprendere temi che lei e gli spettatori conoscono bene. Questo significa però che occorre dare supporto alle famiglie. Noi abbiamo 1.900.000 famiglie in povertà assoluta. Queste famiglie hanno il diritto di avere i ragazzi, spesso sono famiglie con minori, i ragazzi hanno il diritto di avere l'istruzione, è fondamentale. Pertanto a queste famiglie per cui sono previsti, esiste un fondo stanziato di 130 milioni, noi chiediamo che questo fondo sia aumentato, perché ovviamente non va a coprire, stiamo parlando di povertà assoluta, e soprattutto che queste famiglie poi questi soldi li ricevano nei tempi giusti, abbiano le informazioni. Stiamo parlando di famiglie con degli ISEE sotto i 10.000 euro, ai quali viene richiesto di fare una richiesta online. Come fanno? Ecco, questa è una domanda. Quindi aiutiamo queste famiglie e parallelamente, come lei giustamente ricordava, per le altre famiglie interveniamo a livello di detrazione fiscale per i libri di testo, così come si fa con i farmaci, con le spese per le palestre, per le attività che sono quelle dei nostri ragazzi. Quindi da un lato aumento del fondo per le famiglie in povertà assoluta, e con una attenzione a che questa distribuzione avvenga nei tempi e nelle modalità, con le informazioni giuste, e per le altre famiglie la detrazione fiscale. Questa è la nostra proposta, che abbiamo peraltro condiviso anche con Forum di Famiglia, abbiamo condiviso con l'associazione di PRAI, eccetera, perché pensiamo che sia una priorità del Paese questa, contro la dispersione scolastica e l'abbandono. Presidente Tartaglino, io devo ringraziarla, ma la ringrazio di cuore. Parla una che è un banco solidale, perciò ho capito i numeri che ha dato: povertà assoluta. Cosa vuol dire essere poveri assoluti? Cercare di mettere le pezze con il mondo del volontariato, per fortuna che esiste, che abbiamo la fortuna di avere, specialmente poi qua nel nostro territorio, ecco, nell'ex ricco nord-est, tante associazioni di volontariato che aiutano la politica ad arrivare dove non arriva, anche con i libri di testo, anche con i quaderni, anche con gli zaini, anche con i colori, anche con le matite, anche con i computer. Io ringrazio veramente anche queste persone, mi hanno portato, pensi Presidente Tartaglino, tantissimi computer da regalare alle famiglie, a questi ragazzi, e non le dico la gioia, perché sono bravi ragazzi, sono ragazzi che forse la povertà li fa crescere di più e li fa studiare, hanno voglia di imparare, di studiare per emergere, da uscire da quello stato di miseria, perché molti sono proprio in uno stato veramente incredibile,
possibile e qualcuno sta ancora a guardare, non si rende conto quanto pericolosa sia la fragilità, specialmente ecco, dai 10 ai 20 anni. Ecco, queste fragilità che vanno aiutate con la cultura, con l'investimento nella famiglia, aiutandola a supportare. La scuola deve essere preparata, non può essere che ogni anno noi abbiamo il problema, sì abbiamo i libri ma non abbiamo l'insegnante, sì abbiamo i libri ma non abbiamo l'insegnante di sostegno, sì ho vinto il TAR ma mia figlia è ancora a casa e non so quando potrò fare una corretta scuola, una corretta formazione scolastica perché gli impedimenti sono tanti. Cosa vuoi dire, Raffaella, al Presidente Tartaglia che ha spiegato noi cerchiamo di supportare, capiamo i problemi che avete, ma fin là possono anche loro, poi cioè, qualche Cristo scenderà, Presidente Tartaglino, perché se ogni volta continuiamo, ogni anno, siamo nel 2023 a avere gli stessi problemi che avevamo nel 2015 o nel 2010, io non so, prego, com'è la situazione? Ieri primo giorno di scuola, poi vedremo il servizio, vai. Allora, buongiorno anche al tuo ospite che ho il piacere di conoscere. Buongiorno. E che mi farà piacere, se è possibile, avere un confronto anche successivamente. Allora, io sono mamma Raffaella, mia figlia utilizza la LIS non perché è sorda, perché è muta. Vuol dire che può leggere in italiano, però ad oggi ci sono state diverse problematiche, come può andare a scuola e sarebbe felice di andare a scuola. Mia figlia ora frequenta la prima scuola superiore, l'Alberghiero, della zona di Villorba, qui in provincia di Treviso. Per la prima volta, lunedì, essendo in classe prima, hanno aperto la scuola per tutte le classi prime. Per la prima volta Lisa ha potuto entrare uguale agli altri, che vuol dire, scusi l'emozione, perché non è stato automatico alle elementari, nemmeno alle medie. Noi avevamo la secondo orario, avevamo la seconda porta, la serie B, no? Non la serie A. Per la prima volta io sono potuta far accedere a mia figlia con l'interprete a fianco, con un dirigente che parlava a tutti senza portare differenze, dicendo io vi rispetto tutti, qui siete tutti in prima superiore, e poi ha dato tutte le informazioni molto interessanti. Io continuavo a dire, ma è vero? Mia figlia non era per la prima volta additata, lì c'è, mi scusi, la ragazza con la disabilità, portate la considerazione che esiste, quella è una lingua dei segni, lei forse è sorda, no, non lo so, boh. Oppure non mi sono vista fermare alla porta all'interprete, perché questo era successo in tutti gli anni delle medie, in tutti gli anni elementari, ho obbligato Lisa a entrare, obbligata al silenzio. Lisa ha un mutismo, vuol dire che la sua patologia in termini medici è disprassia. Parliamo in termini semplici, mutismo vuol dire che ci vedo e ci sento, però non ho la programmazione del movimento veloce oppure di parlare. Ho dovuto ricorrere al TAR per 2 volte, sono ancora in attesa di risposte. Oggi Lisa è a scuola perché alle 7:45 io non ho ricevuto messaggi dell'esperto LIS che diceva non sono autorizzato, non posso venire, ho avuto un impegno. Se no io devo non accessibilità a scuola, sto in silenzio e non capisco nulla, perché quando c'è il mutismo, nel caso di mia figlia, la lingua dei segni, oltre a comunicare, serve anche per capire, apprendere come gli altri, solo attraverso questa lingua. Per la prima, quando entriamo a scuola subentra il secondo problema. Potrebbe succedere che in qualsiasi momento a me arrivi una telefonata e l'esperto debba uscire per impegni improvvisi, quindi io devo recarmi a scuola e ritirare mia figlia perché non ho un ponte in lingua dei segni. Ho fatto 2 vie legali al TAR contro l'ufficio scolastico regionale, il cosiddetto MIUR a livello locale del Veneto. Non ho risposte, sono passati la scadenza dei giorni, sono dovuta ricorrere di nuovo all'avvocato e non lo so come andrà. Ferma Raffaella. Allora, siccome il tempo corre è tiranno purtroppo,
Quello che io volevo anche chiederti, visto che abbiamo Paolo Tartaglino, presidente del gruppo educativo, tu hai 3 ragazzi. Sì. Pensi, presidente, che questi 2 genitori, mamma Raffaella e papà, hanno accolto questi 3 bambini, sono genitori adottivi, non hanno diviso i fratelli, li hanno presi tutti e 3, sono figli loro, stanno cercando di dare il massimo, ma il massimo a questi ragazzini con un sofferto incredibile, e poi arrivano questi intoppi, questi inghippi, e fortunatamente che riescono a sopperire alle spese. Ecco, questi testi, questi costi che tu hai con 3 ragazzi, perché anche per questo che ti ho invitato, poi vedremo anche il servizio di ieri di tua figlia, la prima volta che è andata, e come persona normale, come hai detto tu, per la prima volta. Ecco, quanto incide in una famiglia avere 3 ragazzi che vanno a scuola? Allora, il più piccolo affronta ora il primo suo giorno di scuola elementare, pertanto i libri di testo vengono dati senza pagamento da parte della famiglia. Sta benissimo e va benissimo così. La seconda figlia, che è quella che ha la disabilità, io compro tutti i testi normali della scuola, esattamente come gli altri, e li pago, dipende dagli anni, si va dai 150, 200, 300 a seconda poi di quella che è la situazione. La terza figlia, diciamo che è quella più grande, fa le superiori e anche lì c'è la spesa uguale. Ovviamente, essendo a scuola superiore al terzo anno, si sono ridotti gli acquisti di libri, da 300 magari arriviamo a 100. Il problema che cos'è? Che anche la mia via legale al TAR riguardava il fatto che intanto come ragazza disabile io compro tutti i libri testo per dargli la stessa possibilità di apprendere. I testi con i cosiddetti semplificati, purtroppo dobbiamo attendere che la scuola, perché noi non abbiamo agganci con, tra virgolette, l'ufficio che possiamo accedere per chiedere il semplificato. Inoltre hanno un'altra difficoltà che spero, che io mi rendo disponibile, lo dico qui, ad una forma di confronto per magari dare una prospettiva che forse voi avete avuto, non l'avete avuto, non lo so. Fermati, perché sennò non ce la facciamo. Presidente Tartaglino, come commenta e cosa suggerisce a questa mamma che veramente le sta provando tutte? Allora, a parte sentire, ascoltare il racconto nei toni e nei modi così educati e civili, è anche commovente, e ai miei contatti per qualsiasi cosa siamo a disposizione. Detto questo, ribadisco che con i testi scolastici in necessità di volta in volta da verificare, noi cerchiamo anche di supplire con quelli che potrebbero essere dei materiali utili ai ragazzi e alle ragazze, quindi che siano materiali in digitale, dei PDF aperti, piuttosto che, abbiamo la possibilità nei casi così specifici e particolari che non rientrino nella dislessia o piuttosto che nella ipovedenza. Quindi da questo punto di vista ci rendiamo disponibili proprio per venire incontro a situazioni particolari. L'aspetto che ribadivo, una detrazione fiscale sarebbe la prima cosa che già chiediamo e che ci auguriamo che in questo momento il Ministero e il Governo possa mettere in atto. Devo dire che stiamo molto in questo insistendo e abbiamo anche delle risposte, e chiaramente l'attenzione deve essere ancora maggiore. Tutte le vicende che ha sottolineato che riguardano il mondo scuola sono delicate e complesse. Ha detto ancora una cosa e concludo sui libri in appoggio. Purtroppo è vero, noi li prepariamo, questi libri, li mettiamo a disposizione, però poi sono filtrati attraverso magari il docente, non quello di appoggio. Stiamo noi cercando di fare la promozione direttamente sull'appoggio o sostegno, scusate, la stessa cosa, per cercare di farli arrivare con una via preferenziale, perché appunto il ritardo con cui possono averli non è voluto, ma nasce anche lì da un momento che necessita anche una maturità da parte della scuola per queste realtà, che faccia sì che possa anche sveltire semplicemente un'informazione. Poi i libri li abbiamo e li mettiamo a disposizione della classe. Ecco.
Presidente Tartaglino, questo glielo chiedo io, sì. Ma se io non la invitavo, sì. Se Raffaella Buziol non avesse avuto la possibilità di confrontarsi con lei, non sì. L'avrebbe conosciuta? Non dovrebbe esserci qualcuno, visto le difficoltà che ha questa mamma da anni, che combatte con i mulini a vento, che addirittura si presentava negli uffici e non sapevano neppure che avevamo una Ca' Foscari con la lingua dei segni, e sto parlando dell'ufficio scolastico, questo è quello che ha dichiarato Raffaella. Dovrebbe aver indirizzato questa mamma anche al suo ufficio a capire come aiutare. Perché non si fa? Noi abbiamo la possibilità di avere, ma se non conosciamo come facciamo? E là problemi su problemi dove ci potrebbe essere una semplificazione. O sbaglio, Presidente? No, dice benissimo. Adesso purtroppo il mondo della difficoltà è così vasto e complesso, come l'ha descritto prima, e anche la possibilità di arrivare. Non nascondo che noi abbiamo messo a punto dei protocolli con delle associazioni, appunto, non ultima Associazione Italiana di Dislessia Ciechi, con le quali riusciamo effettivamente a semplificare, avendo attraverso questi contatti poi dei contatti diretti. Proprio ieri ne avevo una per un caso anche di complesso, di difficoltà non certificate, e quindi come faccio ad avere? Facciamo il possibile, ecco, e mi rendo conto che comunque un'associazione italiana editori esiste, noi facciamo libri, siamo aziende orientate a questo, ma siamo attenti alla scuola e alle famiglie, perché l'ho capito. Il nostro, e la ringrazio, Presidente. Devo correre, Presidente, ma dobbiamo vedere anche questo servizio che fa capire perfettamente cosa è successo ieri, di cosa avrebbe bisogno questa bimba meravigliosa che ho avuto a Villa Margherita, con la scuola del fumetto centro estivo, con l'insegnante della lingua dei segni, perciò importantissimo. Andiamo a vedere il primo giorno di Lisa. Ringrazio fin da subito il dirigente dell'istituto alberghiero Alberini, perché io credo che ieri ha regalato una grande emozione per aver accolto Lisa. Ci tengo a dirlo perché è la prima volta che mi è capitato. Il sorriso non lo dimenticherò mai e la felicità del primo giorno di scuola è stata meravigliosa. È stato davvero un primo giorno particolare perché Lisa Buziol non ci sente dalla nascita. Una situazione che richiede un comunicatore nella lingua dei segni affinché Lisa possa seguire le lezioni come tutti gli altri. È da quando Lisa ha 5 anni, quindi andava ancora alla scuola materna. Ora Lisa fa la prima superiore a 15 anni, quindi sono ben 10 anni che io cerco di dar voce alla lingua dei segni, a quelle disabilità che sembra non ci siano, invece ci sono, ad un servizio che appare esserci ma non c'è. Perché da 10 anni Lisa e mamma Raffaella vivono sotto scacco della burocrazia scolastica. Ogni giorno io devo scrivere un'email ai infiniti uffici, mettendo a conoscenza infinite persone e aspettando le 7:45 del mattino se l'operatore può, ha disponibilità, è autorizzato. Se succede che l'operatore non è autorizzato, noi tra l'altro non sappiamo neanche quante ore sono state destinate a Lisa, in quel momento io guardo Lisa e dico: tesoro, oggi non posso andare non andremo a scuola. Una incertezza che si sta ripetendo e per la quale mamma Raffaella chiede chiarezza all'ufficio scolastico provinciale, forte anche delle sentenze a favore della famiglia Buziol. Ma intanto un piccolo passo ieri è stato fatto per il sorriso di Lisa. Il dirigente ha accolto Lisa come tutti gli altri, con felicità, con l'inclusione. A fianco a Lisa c'era l'assistente alla comunicazione in LIS, un esperto LIS, che ha fatto da ponte nella lingua dei segni, e questa è stata un'esperienza bellissima e Lisa si è sentita uguale agli altri. Presidente Tartaglino, la domanda: ma se i libri di testo non cambiano, perché i costi salgono?
Lei risponde: non è vero, i libri cambiano e sono gli editori a fare innovazione. Oggi ci sono testi che grazie ai contenuti digitali permettono agli studenti di suonare con un'orchestra o di visitare un museo. Il 97% dei testi è in formato cartaceo digitale e mi permette di dire che l'offerta è all'avanguardia, superiore, ascoltate bene, alla media degli altri paesi europei. Questo è veramente un messaggio positivo, Presidente, la ringrazio. Questo fa ben sperare, ma poi non troviamo ritrovarci con queste situazioni. Non è possibile, Presidente. Prego. Guardi, grazie perché ha letto ed è esattamente quello che accade. Noi è indubbio che sulla scuola ricadano, ogni volta che c'è una difficoltà, in questi giorni lo stiamo sentendo, si sente dire è dalla scuola che si deve cominciare, caricando i docenti indubbiamente di una responsabilità, di un onere non indifferente, compreso anche quello di seguire ragazzi e ragazze con difficoltà e meno fortunati. Detto questo, è proprio così, cioè il ruolo degli editori scolastici è quello di mettere a disposizione strumenti adatti, lo abbiamo detto prima, anche in chiave di inclusione, ma anche perché oggi l'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza, l'intelligenza artificiale, la parità di genere, l'educazione al rispetto, sono tutte tematiche che riguardano ovviamente i nostri ragazzi, soprattutto in quel periodo della scuola media delicatissimo, 11-13 anni, ma anche dopo, e per i quali gli insegnanti hanno bisogno di strumenti. Allora, non è vero che i libri sono sempre uguali, noi rispondiamo, mettiamo a disposizione degli insegnanti, delle famiglie, questi strumenti. A volte questi libri sono gli unici che entrano nelle famiglie, non è sicuramente il caso della vostra ospite, ma l'Italia è lunga. Quindi il libro scolastico ha questa cosa, noi continuamente cerchiamo di anticipare le esigenze della scuola e non solo, anche del sociale, per i discorsi che facevamo. Quindi ecco perché mi sento un po' in difficoltà quando sentiamo i libri sono sempre uguali, i libri cambiano. Il nostro Capo dello Stato ha definito l'alto valore sociale del libro di testo. Io queste parole le porterò con me fino alla fine, tutta la vita lavoro nel libro scolastico proprio perché è così, l'alto valore sociale. È chiaro che tutto questo ha un costo che cerchiamo anche di contenere, e lo abbiamo dimostrato con i numeri, al di sotto dell'inflazione, laddove insomma non sta a me ricordare cosa sta accadendo. Sottolineo che gli insegnanti comunque fanno quello che anche i dirigenti scolastici, poi i casi come quelli che segnalavate sono casi sicuramente che vanno attenzionati e che dobbiamo, come state facendo, portare alla luce proprio perché diventino poi anche terreno per altre scuole, per gli altri uffici scolastici regionali, cioè creare dei precedenti che rendano questi temi più raccontabili, perché ce ne sono tanti e purtroppo stanno un po' nel sottotetto. Ecco. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio, andiamo a Treviso, rincaro libri scuole, poi lo commentiamo sia con mamma Raffaella Buziol che col presidente Paolo Tartaglino. Andiamo a vedere. Sostanzialmente è uno stipendio a famiglia e a figlio per l'acquisto del necessario per la riapertura delle scuole di questo nuovo anno scolastico. Questo sarà l'impatto per molte famiglie in vista appunto della riapertura. Dati che arrivano dal monitoraggio annuale dell'Osservatorio Prezzi Nazionale di Federconsumatori. Un aumento del 4% per i libri e del 6,2% per tutto ciò che riguarda il materiale scolastico. Percentuali che per le famiglie si traducono in più di 1.000 euro a figlio, circa 600 euro in più per tutto il corredo scolastico e oltre 500 per i libri di testo. Sono degli importi pesantissimi sotto gli occhi di tutti, ai quali poi si aggiungono gli aumenti noti ormai che riguardano i trasporti, anche quello scolastico, e l'acquisto di strumenti tecnologici.
più 2% rispetto al 2022 anche per PC e tablet ormai indispensabili per gli studenti. Dati che vanno ad incidere anche sulle reali possibilità di accesso all'istruzione degli studenti. Non va meglio neppure se consideriamo i valori della Marca. Rispetto alla media nazionale noi ci attestiamo fra i dati più alti, cioè nel nostro territorio gli aumenti sono stati più consistenti rispetto ad altre città prese in considerazione. Sul valore medio rilevato, infatti, il caro scuola a Treviso è più alto rispetto a città come Milano, Palermo e Firenze. Intanto, dal Ministero arrivano alla Regione Veneto 6,3 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. La Regione ha infatti approvato il bando 2023-2024 per la concessione del contributo regionale per la fornitura totale o parziale di libri di testo e contenuti didattici alternativi per alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Ma da Federconsumatori il no alla politica dei bonus. Bisogna agire sul lungo periodo. Sono tutte misure che vanno bene, unite anche a quelle dei comuni e quant'altro. Il problema è che siamo di fronte a un ennesimo bonus, ma il problema appunto non è ormai più congiunturale, ma strutturale. Allora Raffaella, prima di sentire anche il Presidente Tartaglino, tu proprio come genitore che devi acquistare, perché sì i libri, ma ci sono i quaderni, gli zaini, c'è tutto un accessoriato che costa molto, è pesante, e poi c'è l'abbigliamento, e poi c'è lo sport, e tutto costa. Tu hai 3 ragazzi, varie età, perciò non hai neanche che puoi gestire uno con l'altro, ma devi fare qualcosa e per fortuna che riesci con la tua famiglia, ma quelli che non riescono, io penso a quella più grande, che magari non ha la fortuna di essere nella tua famiglia e che non ha lo zaino firmato. Io ho un banco solidale, sa Presidente Tartaglino, e mi dicono: Mirella, quei colori mi vergogno andare a scuola perché costano poco, poi mi deridono. Questo è il messaggio che passa. Mirella, mi compri uno zaino firmato, perché io ho uno zaino vecchio e poi i miei compagni me lo fanno notare, o le scarpe. Non è solo il libro è cultura, è storia, è formazione. C'è un mondo, questo messaggio devastante che è passato: devi essere perfetto, devi essere bello, devi avere la firma, se no non sei nessuno. È stato devastante, perché questi ragazzini con queste baby gang sono pochi, ma sembrano che siano tantissimi, perché hanno concentrato l'attenzione su pochi, mentre di concentrarla su quelli bravi, che sono tantissimi e sono molti di più con esempi positivi. Tu come genitore cosa vuoi dire dopo aver sentito questo servizio? Allora, confermo tutto, nel senso che oltre ai libri ci sono i quaderni, c'è lo zaino, ma oltre a questo c'è il problema del confronto, che emerge soprattutto dalla prima media e diventa ancora più difficile da gestire dalla prima superiore, perché è proprio lì si apre proprio il mondo della maglietta, della cintura, del pantalone, della scarpa, e quindi arrivi alle domande, ma anche spesso mia figlia me lo dice: no, devo andare a scuola, le altre hanno così e io ho la maglietta. Allora devi un po', come dire, cercare di far vedere un aspetto che non c'è, sulla quale io come mamma lavoro spesso, nel senso dedico del tempo per far capire questo, però vedo comunque la tristezza di mia figlia. Io, come dire, cerco di mantenere sempre, come dire, la soglia bassa, perché nella vita tu non sai mai, e io non voglio mai che mia figlia possa crescere dicendo: se io ho quella maglia X vengo accettata. Vuol dire che è il gruppo che non ti accetta. Allora, Presidente Tartaglino, sono proprio in chiusura, ma volevo un suo parere, un suo messaggio che deve essere positivo. Lei, stiamo parlando con Presidente di un gruppo educativo, ma la scuola può fare qualcosa, è vero, ma non può fare tutto. L'educazione è un'altra cosa, l'educazione, il primo anello è la famiglia, però questa educazione che non riusciamo a capire, se c'è o non c'è in molte famiglie, in molti genitori. Forse dovreste fare un libro educativo per quei genitori che non riescono a fare i genitori, Presidente Tartaglino, perché stanno rovinando anche quelli buoni. Prego.
Sorrido perché in qualche caso facciamo anche dei piccoli libricini in accompagnamento, guida per i genitori per seguire i ragazzi. Le cose che avete detto anche nel servizio sono molto corrette. C'è un punto però, l'istruzione deve essere portata a riferimento per le famiglie e le famiglie devono essere aiutate affinché un diritto costituzionale sia per tutti, di tutti e non crei diseguaglianze che cominciano da lì. Quindi la priorità è necessario che alle famiglie arrivino dei fondi, degli aiuti e anche delle informazioni come quelle che stiamo dando in questo momento, proprio perché si comprenda anche all'interno delle famiglie stesse che l'istruzione è prioritaria. Il resto lo possiamo comprendere perché è legato a questo momento che si vive, agli influencer, a quello che i ragazzi seguono, però la priorità dell'istruzione e quindi che le famiglie siano seguite dallo Stato è un punto di riferimento sul quale non molleremo e tutti insieme dobbiamo insistere, compreso il tema inclusivo che dicevate all'inizio. Grazie, mi dispiace per Stefania, non riesco a passare la telefonata di Stefania da Vicenza, mi dispiace Stefania ma sono già lunga. Grazie a Raffaella Buziol, mamma di Lisa, grazie collegato con noi da Milano il professor Paolo Tartaglino, presidente del gruppo educativo Associazione Italiana Editori. Ci stia vicino Presidente perché veramente questa mamma ha bisogno anche del suo aiuto. Grazie di cuore Presidente per averci dato anche delle informazioni molto importanti. Grazie, buona giornata e un in bocca al lupo di cuore a mamma Raffaella Buziol. Grazie a voi, un saluto alla signora. Arrivederci, grazie. La posta di Mirella.